del sangue per il mio paese e mi ritrovo a non tirare a fine mese in mano a Dio le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, 2 guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, questo no, non è l'inferno, ma non comprendo com'è possibile pensare che sia più facile morire. Io no, non lo pretendo, ho ancora il sogno che tu mi ascolti e non rimangano parole. Ho pensato a questo invito non per compassione, ma per guardarla in faccia e farle assaporare un po' di vino e un poco di mangiare. Se sapesse che fatica ho fatto per parlare con mio figlio che ha 30 anni, teme il sogno di sposarsi alla natura, di diventare padre. E se sapesse quanto sia difficile il pensiero che per un giorno di lavoro c'è chi ha ancora più diritti di chi ha creduto nel paese del futuro. No, questo no, non è l'inferno, ma non comprendo com'è possibile pensare che sia più facile morire. Io no, non lo pretendo, ma ancora il sogno che tu mi ascolti e non rimangano parole, non rimangano parole. Na, 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 na. Com'è possibile pensare che sia più facile morire? Io no, non lo pretendo, ma ancora il sogno che tu mi ascolti e non rimangano parole, non rimangano parole, non rimangano parole. Buongiorno, buongiorno l'inferno. Purtroppo per noi donne è veramente un inferno tutte le mattine che ci alziamo, non sappiamo mai cosa ci può capitare. Ma soprattutto questa mattina, che vi presenterò anche gli ospiti, specialmente una donna, vogliamo stimolare quelle donne che non riescono ancora a capire l'importanza di fare squadra, di aiutarci tra di noi, di fare quel passo in più per riuscire a superare tutti quegli ostacoli che, come ho detto, tutte le mattine noi troviamo. Facciamo molto più fatica dell'uomo, perché non c'è niente da fare così da sempre, però bisogna che veramente ci rimbocchiamo le maniche e soprattutto cerchiamo di non farci del male ma farci del bene. Ne parleremo questa mattina con Giorgia Bonotto, che è in presenza, CEO amministratore delegato Donne Imprenditrici. Grazie Giorgia Bonotto di essere qui. Grazie a te Mirella. Poi prenderà la parola anche Federica Pozzo, che è responsabile commerciale Donne Imprenditrici, che è qui seduta vicino a noi, e saluto anche il dottor Giampiero Avruscio da Padova, presidente Associazione Nazionale Primari Ospedalieri. Buongiorno, Buongiorno. dottor Avruscio, grazie di essere qui con noi. Allora dottore, io partirei Mirella. proprio con lei. Lei che è presidente dei primari, responsabile Associazione Nazionale Primari Ospedalieri, per fortuna anche molte donne. Ecco, la sua visione di questo mondo femminile che fa tanto fatica per arrivare, naturalmente trovando delle volte la fortuna di avere persone anche come lei sensibili a questo mondo femminile, alla fatica che facciamo. Prego, dottor Avruscio.
Guardi, buongiorno intanto a tutti, buongiorno alla sua ospite, buongiorno ai telespettatori. È vero quello che dice che insomma quando è iniziato a dire la mattina, no, già le donne cominciano. Una caratteristica che è propria del mondo femminile è questo essere, si dice multitasking, cioè quello di fare più cose. Che onestamente, adesso non voglio generalizzare, ma insomma è così, l'uomo fa molto di meno, perché io mi sono cresciuto con mia nonna da quando avevo l'età di 5-6 anni, i miei genitori hanno emigrato all'estero, quindi per me la figura femminile è almeno in quello che ho visto anche in mia nonna, una figura straordinaria. Vede, noi per carità andiamo al lavoro, siamo concentrati su determinate cose, mentre la donna no, la donna lavora in casa, cresce i figli, anche i nipoti, il marito, insomma è tutta una serie di condizioni che effettivamente penalizzano molto, perché la nostra società, per quanto le donne abbiano raggiunto anche un grado di parità, anche se insomma non è vera parità ancora, però se pensiamo per esempio anche al mondo del lavoro, la società non è attrezzata per permettere la carriera per esempio, no, di una donna. Se penso all'ospedale, ai nostri ospedali, insomma, pensiamo a una donna chirurgo, per esempio, no? Una donna medico, un'infermiera di sala operatoria, di anestesia dei reparti. Ebbene, cosa succede? Che quando ha un bambino e allora si assenta dal lavoro. Per fortuna c'è anche questa protezione, no? Sia della gravidanza che della maternità. Però non entrando in sala operatoria, non entrando nelle normali attività quotidiane lavorative, rimane indietro. Non abbiamo, per esempio, perché l'ospedale non è attrezzato, per esempio, di asili nido, di permettere alle donne, infermiere, medico, OS, eccetera, di venire in ospedale, di fare lo stesso qualche ora di lavoro, però di avere il figlio lì. Perché non si aiutano le donne anche, no, a facilitare, a rendere agevole questa proposta, la ringrazio di averla detta, ma io sapevo che lei ci dava del suo questa mattina. Sentiamo anche come commenta Giorgia Bonotto questa bellissima idea, perché alla fine anche l'ospedale è una fabbrica e in molte fabbriche, in molte aziende ci sono queste attività, c'è l'asilo, c'è la mensa, ci sono tante cose che potrebbero aiutare questa donna, come dice giustamente il dottor Avruscio, a non lasciare il lavoro. Prego Giorgia, come commenti? Beh, assolutamente sono d'accordo con il dottore, è assolutamente così, nel senso che la donna purtroppo non è aiutata. E a maggior ragione stava parlando di donne incinte, per esempio, quando sono incinta, insomma, che devono stare a casa per i figli. Pensiamo anche alle donne con partita IVA che non hanno addirittura nessun sostegno, e quindi questa è una lotta, insomma, che stiamo facendo. Io per prima ho deciso di dedicare il mio tempo, le risorse in un progetto per le donne imprenditrici, per esempio. Perché? Perché sono quelle lasciate sempre un po' da parte. Si pensa che la donna con partita IVA sia una donna che abbia i soldi, ma non è così, è una donna che vuole cominciare, che vuole prendere la propria indipendenza, ma poi si trova oberata in situazioni familiari, come abbiamo detto, che sono ben pesanti. Allora spieghiamo anche di cosa si occupa Giorgia Bonotto e cos'è questo CEO, di questo amministratore delegato Donne Imprenditrici. Donne Imprenditrici SRL nasce da un progetto iniziale che si chiamava
imprenditrici venete. Nel periodo del Covid, nel 2020, io con altre donne imprenditrici locali, venete naturalmente, ci siamo messi insieme per cercare di capire come potevamo superare il momento e abbiamo aperto nei social un gruppo, tra virgolette, per chiacchierare, per vedere come interagire tra di noi. E in poco tempo siamo arrivate a 6.000 imprenditrici in questo gruppo, quindi abbiamo deciso di mettere insieme le nostre risorse, abbiamo fatto un crowdfunding online, abbiamo raccolto dei soldini ed abbiamo dato questo messaggio in tutto l'anno poi del Covid, che pian piano ci hanno aperto, a dare il messaggio che le donne devono cominciare a fare network, devono cominciare a fare rete, ma veramente, quindi non la gelosia, le cose, no? Perché le donne sono sempre gli sgambetti, sono un po' in competizione, però cercare di avere dell'interazione tra di noi. Perché? Perché tante donne si sono trovate in chiusura con le proprie attività e quindi questa occasione dava modo anche di mettere insieme delle competenze per poter rinascere e andare avanti. E qui arriva la start-up. E qui arriva la start-up. Perché? Perché comunque ci siamo accorte che le donne hanno grossi problemi di digitalizzazione, è cambiato il mondo in 3 anni a questa parte, nel senso che sono cambiate le modalità per interagire anche nel lavoro. Sì, il passaparola funziona ancora, però a oggi se non sei presente online è difficile, è molto difficile. Allora ti interrompo un momento, Giorgia Bonotto. Prego. Perché è arrivato Rinaldo da Venezia, se no mi cade la linea. Allora Rinaldo, come commenti le parole di Giorgia Bonotto e del dottor Avruscio? Prego. Pronto? Pronto Mirella? Sì, ti sento, vai. Ecco, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Partendo dal principio che avevo da mettere in conto che la donna è quella che ne crea, intanto. È la donna che crea l'umanità, intanto, va bene? Sì, perché se no non sarissi. Ed è un vettore, la donna 1000 volte meglio dell'uomo, ed è più parsimoniosa, era più cervello, mi volevo fiori, con il mio lavoro non potevo stare Dio, e mi dà cresciuti, che tutti a posto, ma non perché si mette fiori, va bene, con l'impegno, con la fatica, perché anche una donna che lavora, quasi in casa, a fare il marito, sistemare i fiori, per cosa ragioniamo? Non siamo più nel suffragette, e donne adesso che ha fatto un passo avanti, e con l'imbrino, perché doveva fare scavalcare gli uomini. E tanti uomini finivano a lavorare in osteria, a giocare il campo su amici, e la donna sta a casa, a mettere posto le cassette, la roba, i fiori. Possiamo dire parlare di robe che dopo cosa vuol dire? Veloce Rinaldo, perché devo far parlare gli ospiti, veloce. Va bene, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie Rinaldo, è vero, perché in effetti io dicevo prima sottovoce, dottor Avruscio, non so se lei è d'accordo, ma se dovesse aver partorito l'uomo penso che il mondo non ci sarebbe, visto cosa succede quando avete semplicemente un mal di testa. Lasciamo perdere questo. Dottor Avruscio, io vorrei anche parlare della detassazione degli straordinari. I medici veneti bocciano Roma. Il piano del governo per tagliare le liste d'attesa non convince. Già molte ore non pagate, siamo al limite. Così diceva il segretario Cimo Veneto, il dottor Giovanni Leoni, che avremo anche ospite prossimamente. Cosa ci dice, dottor Avruscio, lei che è sempre diretto come piace a Mirella, che dice le cose veramente come stanno? Prego. Ma guardi, i medici intanto fanno sempre moltissime ore in più rispetto al dovuto. Perché noi non siamo come degli impiegati che hanno l'ora fissa dalle 8 alle 15, dalle 8 eccetera, poi si chiude lo sportello, perché con la salute delle persone che o sono nei reparti oppure vengono al pronto soccorso, l'urgenza che ti arriva sempre negli ultimi minuti, questo effettivamente ti costringe a un surplus d'orario. Poi consideri anche la carenza di organico, perché mancano medici come mancano infermieri. Tra l'altro è notizia risaputa che poi di questi giorni la notizia che addirittura i medici del pronto soccorso
il primario in particolare, il pronto soccorso di Bari, ha avuto una sanzione perché durante il Covid hanno lavorato delle ore in più. Come adesso stiamo lavorando tutti quanti in più per recuperare quelle prestazioni che sono state sospese durante il Covid. Quindi, come dire, si è becchi e bastonati, no? In un certo senso, questo è il detto. Per cui queste detassazioni di straordinari che noi, ripeto, la maggior parte delle ore le facciamo in straordinario ma non sono pagate, quindi che detassazione c'è, di quale ore? Perché abbiamo tante ore che non sono pagate, che non risultano neanche straordinarie. Quindi il problema vero non è quello di fare degli annunci di detassazione di straordinari che, ripeto, noi facciamo tante ore che non sono pagate, quindi non c'è nessuna detassazione. Ma il problema vero è quello di trovare un giusto equilibrio intanto fra attività privata convenzionata e attività pubblica, perché si sta sempre di più verificando che sta crescendo sempre l'attività privata rispetto al pubblico. Perché? Perché non si investe sul pubblico. Investire sul pubblico vuol dire non solo investire sulle tecnologie e sui muri, però le persone vengono curate da infermieri e medici, non solo da tecnologie e da avere un luogo anche dove essere curati. Ma se io i medici li faccio scappare dall'ospedale, poi dopo da chi posso essere curato? Vede, noi stiamo assumendo gli specializzanti al terzo anno, al secondo, terzo anno di specializzazione. Gli specializzanti li mandiamo a lavorare nei pronti soccorso, ma che tipo di assistenza possiamo avere se i medici sono in formazione, quindi vuol dire che non sono formati? Che tipo di assistenza do? Poi questi, quando si specializzano, vedono il carico di lavoro, vedono effettivamente il rischio clinico che hanno, vedono le assicurazioni personali che si devono fare, vedono le denunce che arrivano ogni giorno e questi chiaramente cambiano ed escono dall'ospedale. Perché è importante che voi veniate in trasmissione a parlare, specialmente in questa trasmissione dove veramente devo dire gli ospiti che sono sempre molto soddisfatti e mi fanno i complimenti, perché noi queste cose non le conosciamo. Non c'è trasparenza su questa comunicazione che dovrebbe esserci. Almeno cosa ne pensi, Giorgia? Noi non sappiamo queste cose. No. Abbiamo sempre visto un medico come una persona ricca, che sta bene, fortunato. Invece il dottor Augusto sta dicendo veramente delle cose essenziali. Il PNRR ha fatto sì che si investano nelle strutture, ma io dico sempre, Giorgia, e volevo sapere cosa ne pensi anche tu, Giorgia Bonotto, che a me non me ne può fregare di meno di avere letto d'oro in ospedale. Io voglio un bravo medico, che ci siano degli infermieri specializzati, questo a me interessa, non il letto d'oro, la grande struttura, che bella, ma chi se ne frega della struttura? Assolutamente no. Beh, diciamo anche che la problematica è che abbiamo anche l'università a numero chiuso per quanto riguarda la medicina e quindi siamo un po' in alto mare. Sicuramente le cose stanno peggiorando negli ultimi anni, perché ci sono dei medici che sono costretti a fare ore e ore e ore e ore di pronto soccorso, cioè non c'è vita. Io ho parlato con parecchie persone che poi alla lunga hanno lasciato questo lavoro, e lasciare un lavoro per il quale tu hai lavorato una vita o addirittura andare all'estero. Perché? Perché vengono valorizzati molto di più. Quindi sposo assolutamente la causa del dottore, perché la situazione va migliorata e come va migliorata. Ma soprattutto, anche si parlava prima di partite IVA, non è semplice aprire una partita IVA, nel senso che è una responsabilità enorme. Se io apro la partita IVA, che costa, perché non ti regala niente nessuno, e non sono 50 euro, ma dopo bisogna vedere se riesco a raggiungere l'obiettivo con questa partita IVA, visto il clima proprio anche fiscale che c'è nel nostro paese. Prego, Giorgia Bonotto. Qui è un tasto abbastanza dolente, nel senso che io, per esempio, lo posso dire in primis perché
ho aperto una startup innovativa facendo un bando del PNRR per imprenditoria femminile e diciamo che le cose sono molto a rilento perché la burocrazia è veramente impressionante nel nostro paese. Quindi a pensare che stai aprendo una startup però poi hai 1 anno e mezzo di aspettare che ti arrivano questi fondi che naturalmente sono un aiuto, vanno anche poi restituiti chiaramente, però la burocrazia in Italia fa in modo che l'imprenditore veramente si demotivi. Ecco, spieghiamo anche ai diversamente giovani che sono a casa cos'è una startup, perché qualche nonna dirà che ci sta ascoltando, ma cosa è questa startup? Cos'è questa startup innovativa? Allora, per parlare con parole semplici, è un'idea innovativa, un'azienda che parte da un'idea e che viene sposata, insomma, nel nostro caso per le nuove tecnologie e soprattutto perché parliamo di donne. Noi abbiamo creato la prima piattaforma nazionale dedicata alle donne con partita IVA, chiedendo alle donne di entrare in questa piattaforma per aver modo di fare network tra di loro, quindi la nostra piattaforma è assolutamente digitalizzata, per fare network tra di loro, per interscambiarsi comunque idee e quant'altro. Diamo dei corsi di formazione all'interno, quindi non soltanto per far capire loro come partecipare a un bando, per esempio, perché si parla tanto di bandi PNRR e poi l'artigiana non sa l'A, B e C, non sa nemmeno dove andare a sbattere la testa. Perché per esempio alcuni commercialisti non si occupano proprio di bandi e quindi c'è questo, ci sono queste opportunità ma c'è un vuoto perché non c'è la comunicazione con le imprese e quindi noi abbiamo creato questa piattaforma e vogliamo dare tutta una serie di soluzioni alle donne imprenditrici con partita IVA. E perché le donne? Perché ci rendiamo conto che le donne sono quelle più sofferenti in questo settore, non soltanto per il lavoro ma anche perché hanno tutta una serie di oneri e doveri che provengono dalla famiglia, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo pensato di digitalizzarle, quindi loro possono iscriversi attraverso il nostro sito, lo diciamo anche, donneimprenditrici.it, quindi chiunque abbia partita IVA si può iscrivere. Noi diamo particolarmente attenzione alle eccellenze e chi valorizza il Made in Italy nel nostro territorio di appartenenza. Allora, dottor Avruscio, lei ha sempre detto le migliori università, l'università è nata qui a Padova, io ho avuto degli ospiti, dei ragazzi, dei ricercatori, non ce n'è per nessuno come si insegna sulle nostre università, lo dicono loro, poi c'è il dopo. Ma intanto questo è un bel messaggio che danno questi giovani ricercatori che hanno detto proprio l'insegnamento perfetto. Come mai poi ci si ferma? Lei ha detto per vari motivi, però io penso che qualcuno dovrebbe ascoltarla, dottor Avruscio, lei e tutte quelle persone che sono addetti ai lavori, che sanno come centrare l'obiettivo. Ma perché no? I sindaci non sono ascoltati? I responsabili di questi settori molto importanti non sono ascoltati, ma allora dov'è si vuol parare? Perché questo paese non può continuare veramente a sorreggersi sulla burocrazia, non ce la faremo mai, cadremo prima o poi. Prego, dottor Avruscio. Cara Mirella, è verissimo, e quello che ha detto la dottoressa Binotto poi la dice lunga, no? Per far partire una start-up, una qualsiasi impresa, ma non solo per le imprese, la burocrazia è assolutamente soffocante. Chi vuole che investa nel nostro paese nel momento in cui insomma ci vogliono mesi o anni addirittura per intraprendere. E poi c'è anche un concetto, una cultura che vive nel nostro paese e che chi imprende, chi ha un'attività commerciale, chi ha il coraggio, sa, perché ci vuole coraggio per mettersi in proprio e rischiare del proprio, ci vuole molto coraggio. L'abbiamo visto anche durante il Covid, cosa è successo con i liberi professionisti, con chi insomma non aveva come noi anche uno stipendio garantito. Ebbene, perché c'è la cultura di considerarli già, come dire, pregiudizialmente dei ladri,
delle persone che rubano, che insomma devono essere continuamente, no, sorvegliati e verificati, perché sono come dire, le persone che sicuramente nascondono qualcosa, no? E non sono visti invece come la vera ricchezza di questo paese, perché è grazie agli imprenditori che poi si mantiene lo Stato sociale. Cioè, se non c'è qualcuno che produce qualcosa, una penna, un vestito, qualsiasi cosa, e come si mantiene lo Stato sociale? Come si fanno a prendere le tasse per mantenere lo Stato sociale? Io sono un medico, io sono come tutti i servizi, noi offriamo un servizio ai cittadini, ma non produciamo salute, voglio dire, però deve esserci qualcuno che mantiene questo Stato sociale. E chi è che lo mantiene? Lo mantengono gli imprenditori, lo mantengono chi effettivamente si mette in proprio a produrre qualcosa, perché altrimenti non avremmo neanche lo Stato sociale, i servizi non potremmo neanche mantenerli. Allora c'è questa visione anche nel nostro Stato, e la burocrazia è proprio l'esempio tipico di questo, perché la burocrazia è tutta statale, è tutta istituzionale, e quindi in un certo senso si vuole probabilmente fare questo, perché non è che non abbiamo esempi di altri paesi vicini, insomma, in cui effettivamente questa burocrazia non esiste. Si vede che c'è una volontà politica che vuole questo. Io non me lo spiego altrimenti. Non so cosa ne pensa la dottoressa Binotto, però credo che sia nei fatti questo. Cioè si mantiene uno Stato pesante che grava poi dopo sulle nostre tasse, perché nulla è gratuito qui. Quando si dice per esempio anche la sanità è gratuita, ma dove? La paghiamo con la fiscalità generale. Io che sono dipendente, io pago il 50% di tasse soltanto alla fonte, e poi dopo con tutte le tasse che paghiamo, comunali, regionali, eccetera, insomma, grava moltissimo sui cittadini. Nulla è gratuito in questo paese, togliamocelo dalla testa. E per cui bisogna anche aiutare chi imprende, chi ha il coraggio di mettersi in proprio e fare qualcosa. Ho avuto qualche medico che invece insiste che non dobbiamo lamentarci della sanità veneta, e continua a dire è una sanità che ti aiuta anche economicamente, che non ti fa pagare. Lei sta dicendo invece una cosa diversa, non è assolutamente gratis la sanità. E certo che no, basta vedere anche la tassa sul ticket, cioè noi paghiamo un ticket nonostante le tasse che paghiamo, è la fiscalità generale. Cioè se tutta questa fiscalità generale andasse in assicurazioni private avremmo molto di più. È l'universalità deve esistere, ma deve esistere realmente, perché oggi come oggi noi assistiamo al fatto che ci sono dei cittadini che non trovano risposta nella sanità. Io pago volentieri le tasse, prendetemi anche il 70% dello stipendio, però datemi i servizi, perché quando io poi dopo vado a fare un servizio, intanto se non è un santo in paradiso non entri neanche oppure se non scrivi a Zai una letterina non hai come dire, la prestazione, eccetera. Poi dopo per averla sei costretta ad andare sul privato. Ci stiamo meridionalizzando, perché vede, nelle regioni della mia amata Calabria, come in Sicilia e in altre regioni del sud, è da anni ormai che il pubblico non funziona, per cui la gente si sposta, è abituata ad andare sul privato oppure venire al nord per degli interventi complessi, eccetera. Ma la stessa cosa adesso sta succedendo qua, perché insomma non mancherà molto, credo che ci si sta già spostando sul privato perché non si hanno le prestazioni. È chiaro che la sanità veneta è migliore di molte altre sanità italiane, però noi dobbiamo confrontarci con l'Europa, dobbiamo confrontarci con altri stati, non dobbiamo confrontarci con chi sta peggio, ha fatto benissimo a dirlo. Allora, visto che il tempo è tiranno, andiamo a vedere questo video Donne imprenditrici, dopo sentiremo come commenterà Giorgia Bonotto le parole del dottor Avruscio. Andiamo a vedere il video. Questa è la storia di un'imprenditrice, Sara, che ha aperto una gioielleria. È desiderosa che la sua attività cresca rapidamente.
Nonostante tutte le difficoltà, che sapeva sarebbero arrivate, è ancora preoccupata per il suo avvio. Le cose non stanno andando come vorrebbe. Un giorno, mentre è seduta nel suo ufficio, decide di cercare su Google delle piattaforme online che possono aiutare le aziende a crescere. Durante la navigazione scopre il sito Donne Imprenditrici SRL. Wow! È stupita di vederlo. Ha tutto ciò di cui ha bisogno. È soddisfatta di aver trovato una piattaforma così accurata per migliorare la sua attività. Il sito è stato creato per le donne imprenditrici, per far crescere la loro attività e migliorare il loro posizionamento sul mercato. Nella homepage è possibile esplorare tutti i servizi. Ti forniscono ciò di cui hai bisogno per crescere professionalmente e individualmente, facendoti entrare nel più grande movimento di imprenditrici in Italia. Il sito web offre 2 abbonamenti. Sara sceglie l'abbonamento Pro e compila il modulo di adesione inserendo la partita IVA e le altre informazioni richieste. Quindi accede ad un'intuitiva piattaforma di ricerca e offerta che facilita il perfetto matching tra le imprenditrici. Possono essere freelancer, wedding planner e molto altro. Donne Imprenditrici è una startup innovativa dedicata all'empowerment delle donne attraverso la loro crescita professionale e personale, che crea un metaverso dell'eccellenza italiana nell'impresa femminile. La missione è promuovere una cultura aziendale neutra rispetto al genere. Molti partner hanno già aderito al progetto. Se sei interessata a partecipare come partner, puoi candidarti sul sito web tramite il modulo dedicato ai contatti. Sara, dopo aver acquistato il pacchetto Pro, entra nel suo profilo dedicato e ottiene il certificato di eccellenza italiana CDI, marchio verificato. È felice ed entusiasta di iniziare questo nuovo viaggio ricco di opportunità. Si sente fiduciosa di far crescere il proprio business insieme al circuito Donne Imprenditrici. I clienti stanno aumentando grazie alla maggiore visibilità e tutti hanno dato un feedback positivo. Sei un'imprenditrice italiana e cerchi un aiuto che porti la tua azienda a crescere? Donne Imprenditrici SRL è qui per eliminare tutti gli ostacoli che si presentano lungo la tua strada. Registrati ora e realizza i tuoi obiettivi con Donne Imprenditrici SRL. Intanto complimenti per questo video, Giorgia Bonotto, veramente brava. Però sentiamo prima Sebastiano, se no mi cade la linea, abbiamo Sebastiano da Abano. Ciao Sebastiano. Buongiorno signora Mirella, Buongiorno. lei è il suo ospite. Buongiorno, io volevo appunto riferire al dottore, no? C'è stato, mi sembra dovrebbe essere a Bari, un ospedale durante il Covid, ci sono stati 3 medici che hanno fatto un sacco di straordinari per salvare la vita della gente durante l'emergenza. Questi stessi medici, poverini, hanno ricevuto una multa di 27.000 euro l'uno, soltanto perché hanno superato le ore straordinarie. Dico, questo è uno Stato veramente che secondo me punisce chi lavora onestamente, viene punito. Gente che magari va a timbrare il cartellino e va via dal posto di lavoro vengono premiati. Cioè, ma dico, non è una follia un medico perché ha lavorato tanto riceve una multa di 27.000 euro? Per fortuna è intervenuto il capo dello Stato, che per fortuna è uno che almeno ha un po' più umanità, e ha annullato la multa. Dico, questa è un'assurdità, premiamo i delinquenti e condanniamo le persone oneste. Questa è l'Italia che abbiamo ora. La ringrazio signora Mirella e mi scusi per lo Grazie Sebastiano per aver ricordato questo fatto molto sgradevole, così è l'Italia, una parte dell'Italia, però sentiamo come commenta Giorgia Bonotto e poi sentiamo anche il dottor Avruscio. Allora, questo video che abbiamo visto proprio per dare la possibilità a queste donne, ed è molto importante perché bisogna avere visibilità, visibilità per cercare di capire che non sei sola, c'è un mondo che si può aprire, anche noi però dobbiamo aprirci un po' di più, perché guarda che è profondo nord, qua abbiamo sentito il profondo sud, ma abbiamo anche il profondo nord, prego. Allora, questa è una piattaforma fatta dalle donne per le donne.
Quindi abbiamo deciso di aiutare le donne dando dei servizi mirati e soprattutto tecnici per quanto riguarda il loro lavoro, informazioni anche, che è fondamentale, senza dimenticare la parte, diciamo, del lavoro su di sé, perché rispecchia anche poi la parte lavorativa. Ferma che sentiamo anche il dottor Avruscio, perché poi devo andare in pubblicità e fare anche il cambio. Dottore, cosa ne pensa del video che ha appena visto e di quello che ha detto anche Sebastiano? No, intanto il video è bellissimo, molto esauriente, esplicativo, e faccio ancora i complimenti alla dottoressa, perché evidentemente mancava, c'era un vulnus in questo, e quindi insomma dare un servizio del genere vuol dire anche fare rete e stimolare anche all'attività, insomma questo si sentiva. Per quello che riguarda il telespettatore, il signor Sebastiano, è vero, viviamo in un paese che, insomma, che punisce chi lavora, ma ci aspettiamo tutti a questo punto delle sanzioni, perché abbiamo lavorato tutti quanti incessantemente durante il Covid. Basta pensare anche ai turni assurdi della microbiologia, altro che straordinari. Molte ore la gente non andava neanche a casa per salvare le persone, per fare i tamponi. Cosa dobbiamo fare? Ci aspettiamo adesso ci dicono di lavorare di più perché siamo in carenza organico, e poi dopo anche ci puniscono. Voglio dire, deve intervenire il Presidente della Repubblica, ma in che paese siamo? In che paese viviamo? Dico io. È una cosa allora, assurda. grazie dottor Avruscio, poi ci ricolleghiamo, ci risentiamo. Salutiamo anche Giorgia Bonotto, CEO amministratore delegato Donne Imprenditrice, perché prenderà il suo posto Federica Pozzo, che è responsabile commerciale Donne Imprenditrice. Pubblicità. Grazie dottoressa. Secondo i nostri conti ad oggi mancano 161 unità. 161 unità che gravano la situazione che è già difficile all'interno dell'ULSS. In tutto questo ci aggiungiamo che nel periodo gennaio-agosto abbiamo avuto 83 pensionamenti di personale e 154 dimissioni, e dentro queste 154 dimissioni vi do qualche numero: parliamo di 5 medici, 46 infermieri, 12 operatori sociosanitari, 10 tecnici di laboratorio. È una contabilità amara quella tenuta dalla funzione pubblica della CGIL, che fotografa un'estate caldissima sul fronte del personale, ma soprattutto parla di un sistema al collasso in vista dell'autunno, se non si correrà ai ripari con nuove assunzioni. A soffrire in particolare sarebbero i servizi per la salute mentale. Tutta l'area della psichiatria ha una situazione assolutamente complessa, perché ad oggi mancano almeno 20 psichiatri nel territorio. La cartina di tornasole del disagio sta nel fenomeno tutt'altro che isolato e acuito con la pandemia di chi sceglie di lasciare il camice bianco, non sempre a favore del privato. È chiaro che il numero delle dimissioni che noi abbiamo registrato negli ultimi 2 anni ci ha dato e ci dà continuamente un grande campanello d'allarme, perché molti professionisti se ne vanno proprio perché non sono più nella condizione di gestire i turni e avere i tempi di vita, i tempi di lavoro che possono essere concilianti. Non è sempre detto che chi molla il pubblico vada a lavorare poi nel privato. In realtà ce ne sono molti che ci hanno raccontato che loro la professione hanno deciso di non esercitarla più perché sono arrivati all'esasperazione. Credo che anche dentro ad una dinamica strettamente organizzativa di che cosa succede all'interno della nostra ULSS sia opportuno fare una riflessione tutti insieme. Riflessione interna quindi, ma soprattutto nuove risorse per il Fondo Sanitario Nazionale e una nuova stagione di contrattazione collettiva nella pubblica amministrazione. Infine un messaggio a Venezia. Chiediamo alla Regione di sbloccare i tetti di spesa per poter assumere e dare in realtà linfa vitale alle ULSS, che sono un presidio costituzionale di salute per i cittadini trevigiani. Allora, abbiamo sentito la Casarin della CGIL, sentiamo proprio Federica Pozzo, responsabile commerciale Donne Imprenditrice, che ha preso il posto di Giorgia Bonotto. Cosa ne pensa di queste dichiarazioni e di quello che ha sentito? Poi sentiremo anche il dottor Avruscio. Prego. Purtroppo è una situazione che si è creata appunto col periodaccio in cui siamo passati, o stiamo sperando di uscirne al più presto possibile, in cui la realtà ha prevaricato la realtà umana, quindi gli esseri umani dal punto di vista del lavoratore
siamo stati costretti ad assumere dei comportamenti che non sono proprio naturali dell'uomo, ma ci sono stati imposti. E questo in questo periodo ha provato ad ostacolare tantissime realtà che purtroppo sono di sostegno alle persone normali, quindi a discapito sono state appunto questi dottori, questi medici, questi infermieri che invece dovrebbero sostenere il cittadino normalmente, invece sentendosi ostacolato e vincolato ha deciso di prendere altre strade e chi ne va di mezzo è sempre il comune cittadino. Allora, purtroppo. quanto importante è veramente la comunicazione, il commerciale per centrare l'obiettivo? Abbiamo visto questo video molto bello che fa capire che se vuoi ce la puoi fare. Esatto. Certo che è un impegno grande, un sacrificio, una responsabilità, però se vuoi centrare l'obiettivo devi avere tutti questi valori all'interno della tua persona per arrivare. Certo, la determinazione è il valore principale, quindi avere un obiettivo, avere un desiderio, ma soprattutto sostenerlo e rincorrerlo, crederci fermamente. La sicurezza in se stessi è la chiave vincente, prima di tutto. Credere in se stessi e di conseguenza credere nel proprio sogno, nel proprio obiettivo è la chiave vincente. Purtroppo viviamo sempre in una società che tende invece a destabilizzare la persona e quindi a creargli maggiori insicurezze, perché si creano tante realtà competitive, si creano dei modelli a cui le persone, soprattutto i ragazzi giovani, dovrebbero, tra virgolette, rapportarsi. In realtà sono realtà molto distanti e vengono sviati da quello che è il loro veramente il loro... Perché il messaggio che arriva è un messaggio negativo, devastante. È un messaggio negativo, è un messaggio distante, è un messaggio anche difficile, ma il pubblico, la massa, segue quel messaggio, quel punto di riferimento che è traviante completamente da quella che è invece la vera natura magari della persona, del ragazzo. E quindi, scusa. Sì, no, va benissimo, è che dobbiamo correre purtroppo perché il tempo è veramente limitato. Allora, dottora Vruscia, visto che brave queste donne, quanto ce la mettono e cosa riescono a fare, però l'importanza anche di quello che abbiamo sentito, ci deve arrivare anche un dunque, perché i conti non tornano per nessuno. Prego, dottore. No, non tornano, ma io sono d'accordo sui modelli, sui falsi modelli che la società costruisce, no? Perché noi viviamo in una società che è virtuale, no? Per cui ci si confonde con quello che è la realtà virtuale con quello che è la realtà effettiva. Guardi, una volta la laurea, per esempio, era un ascensore sociale, no? Prendevi la laurea, il master, eccetera, ed questo ti faceva anche, come dire, era importante per lo Stato, per la società. Adesso no, sono altri modelli. Chi si laurea non è valorizzato. Sono altri modelli che contano, quello per esempio di saper giocare a pallone, perché insomma allora sei, come dire, la società ti protegge, ti garantisce, ti mette, no, su un piedistallo, sei famoso, guadagni milioni su milioni, così magari se vai in televisione, se fai... Però le cose che poi dopo quotidiane che contano sono quello che tu devi fare il pane, tu devi stare bene, devi orientare, devi salvare la vita alle persone, cioè tutte quelle cose che sono sul quotidiano, che costano fatica e poi dopo non sono più un modello, perché lo Stato non ti protegge, lo Stato non ti fa vedere, non privilegia chi fa questi lavori, ma ne privilegia altri. E quindi poi non ci siamo. Se poi dopo andiamo... Un esempio è proprio la sanità, quello che diceva la persona della CGIL, che veramente nasce molto prima del Covid, questo discorso non è che il Covid l'ha fatto esplodere, ma la carenza di organico, eccetera, perché non è che abbiamo lavorato soltanto durante il Covid, le vite si salvano sia prima che dopo del Covid, è il nostro lavoro, solo che è un lavoro in silenzio.
Come sempre ripeto e come ho detto anche in questa trasmissione, quando salvi la vita a una persona in sala operatoria, tu sei sotto la luce delle lampade scialitiche, non sei sotto la luce dei riflettori di mass media, non hai l'applauso, non hai gli ola, non hai i cartelloni e viva hai salvato la vita a una persona, mentre contano molto di più altre cose, altri valori oggi. Ma io credo che lo Stato, se ritiene che per esempio la scuola e l'istruzione, la scuola, la sanità siano degli elementi fondamentali, allora io devo privilegiarli, devo attirare persone a lavorare e non fare di tutti per farli uscire fuori, per farli scappare via, perché altrimenti poi chi è che ne risente? Non certo il medico e l'infermiere, che il lavoro lo trova sempre, quindi non è un problema del lavoro del medico e dell'infermiere, ma del paziente, del cittadino, dei nostri anziani, dei nostri bambini, anche perché quando io ho quello ha avuto bisogno di salute. il già primario di astanteria medica, il dottor Farnia, che ha detto che quando è stata operata la persona non si ricorda chi era l'anestesista, ma si ricorda il ristorante che è andato a mangiare. Ecco, anche queste figure che sono fondamentali non vengono sentite, ma perché avevamo dei paletti, non ci facevano entrare con le telecamere nelle sale operatorie, pochi venivano nelle trasmissioni a parlare. Facendo dei passi avanti invece abbiamo cominciato a capire, a conoscere, anche noi a non aver più paura di questa porta che vedevamo passare davanti, che ci facevamo il segno della croce sperando di non entrare mai. Adesso, proprio grazie anche alle telecamere, all'informazione anche di voi medici, sappiamo e non abbiamo più quel terrore, quella paura, e conosciamo delle realtà a noi sconosciute, come abbiamo sentito prima. Prego Federica Pozzo, come commenti? Sì, è una situazione un po' particolare, perché appunto il riconoscimento del medico o della figura che comunque ti dà un sostegno, ti dà un aiuto, non viene riconosciuta adeguatamente, ed è una cosa insomma che invece avrebbe diversamente il ruolo veramente di riconoscimento, soprattutto in determinate situazioni in cui casi estremi di salvataggio di vite estreme, e giustamente le persone non lo riconoscono abbastanza, proprio perché non c'è anche, secondo me, a livello umano un contatto più diretto con il paziente, perché si rimane sempre a una certa distanza, proprio perché anche una figura di riferimento magari anche che incute un po' di timore, perché comunque, come diceva prima, una volta ci si faceva il segno della croce augurandosi di non aver mai a che fare, no, con determinate situazioni. Oddio, anche adesso direi, però sì, meno. Sì, però in realtà è che appunto c'è una figura di timore da tenere un pochino a distanza. In realtà forse andrebbe un pochino sciolta questa paura, no? Questa riserva timore. che abbiamo. Esatto. Allora, ci sono tanti medici infatti che hanno un rapporto col paziente molto disponibile, molto accogliente, eccetera. Ce ne sono tanti altri ancora che hanno, magari medici di una volta, che hanno questa parvenza molto seria, no? Incutono molto. Il giovane medico è diverso, sta dicendo, oppure devi trovare una persona come il dottor Avruscio, che veramente sa capire quello che veramente in quel momento il paziente ha bisogno. Abbiamo Monica da Paese. Ciao Monica. Ciao a tutti. No, niente, vorrei dire la mia esperienza sanitaria. Io nel 2020 purtroppo ho avuto un'esperienza negativa, nel senso che sono caduta, mi si è rotto l'omero della spalla. Era il periodo proprio il secondo anno di pandemia. E cosa è successo? Ho fatto l'operazione, poco dopo sono venuta a casa e mi sono accorta di avere un'infezione alla spalla, un batterio, e purtroppo l'ho presa in sala operatoria. Adesso sono rimasta con la spalla bloccata, sto facendo ancora fisioterapia, sono diabetica come tu sai Mirella, da 30 anni, insulino dipendente, e ho preso questo batterio in sala operatoria. Ora mi ritrovo con problemi anche psicologici, perché sono rimasta scioccata, ero da sola, non avevo nessuno che mi assisteva, tra l'altro mio marito non poteva venire. E adesso mi ritrovo con una spalla completamente distrutta. Adesso dovrò fare domanda di invalidità perché ho una mobilitazione parziale.
e sono distrutta perché già ho problemi a monte miei di salute e si è aggiunto anche questo e non riesco più a alzare il braccio, c'è un blocco. Mi hanno proposto di fare un'altra operazione, ma essendo diabetica non me la sento perché ho paura. Allora Marisa, sentiamo allora anche, adesso... scusa Monica, sentiamo anche come risponde, perché siamo proprio in chiusura, il dottor Avruscio, perché è una domanda che spetta al dottor Avruscio, poi sentiremo anche invece Federica Pozza in quanto donna, perché veramente la solitudine è grande, veramente grande. Guardate, io ne so qualcosa con le esperienze che sto facendo tutti i giorni. Oggi il Banco Solidale è aperto, perciò pensate voi cosa vedrò oggi io assieme ai volontari. Prego dottor Avruscio. In qualche comune c'è l'assessorato alla solitudine, che è un bellissimo assessorato, credo che i comuni dovrebbero adottarlo. Allora, per quello che riguarda la signora, intanto mi dispiace di quello che le è successo. Purtroppo nelle sale operatorie, negli ospedali, esistono i batteri cosiddetti resistenti, perché avendo appunto una frequenza di patologie fra le più varie, purtroppo si formano dei ceppi resistenti a qualsiasi tipo di antibiotico. Purtroppo anche mio fratello, che è stato operato in Germania, conseguenza di un intervento, lui viveva in Germania, quindi in conseguenza di un intervento cardiochirurgico ha avuto una infezione di questi batteri appunto resistenti e ha perso la vita. Quindi conosco bene questa, purtroppo bisogna fare i conti anche con queste situazioni che fanno parte proprio della vita ospedaliera delle sale operatorie. Non è una questione di sterilità, è proprio una questione di questi batteri, che è un grande problema soprattutto per le sale operatorie. Bisognerebbe investire molto di più sulla ricerca proprio di questa, è da tanti anni infatti che non ci sono più studi sull'antibioticoterapia, mentre bisognerebbe investire di più su questo ramo della ricerca. Purtroppo è una quotidianità, è una percentuale, per carità, sempre bassa e contenuta, però colpisce, come abbiamo visto anche con la signora, colpisce in maniera anche grave. Insomma. Ecco, pensate di quante cose avremmo bisogno, si potrebbero fare invece correre dietro a progetti inutili, assurdi, in un momento invece dove il Paese ha bisogno di altre cose. Allora andiamo a vedere anche la locandina Donne con partita IVA e la commentiamo con Federica Pozza. Allora vediamo la locandina, prego Federica. Sì, allora il progetto, come ha già spiegato Giorgia, si rivolge a tutte le donne con partita IVA, dalle freelance alle libere professioniste, ma anche alle titolari di piccole e medie imprese. Un occhio particolare, il nostro progetto si rivolge principalmente al voler dare visualizzazione, ma soprattutto valorizzazione a quelle che sono le eccellenze del Made in Italy, quindi tutte quelle realtà legate proprio al nostro territorio. Ecco, Federica sottolinea bene le eccellenze sì. del Made in Italy, esatto. Perché questo siamo. Esatto, sono il nostro fiore all'occhiello, quello che viene tanto riconosciuto e ambito all'estero, ma purtroppo qua in Italia non viene così tanto valorizzato. E invece noi come donne, dal nostro punto di vista di donne, vogliamo dare maggiormente valore appunto a tutte queste donne che riconoscono e danno importanza al loro potere femminile, che è quello della creatrice, come diceva il signore da casa prima, e quindi creano seguendo le tradizioni e quindi legandosi comunque, restando legate al proprio territorio, alla propria nazione. E poi è la creatività che tutti ci invidiano, perché esatto. ce l'abbiamo nel DNA, sì. Sanno copiare ma copiano anche male, non è che copiano bene, perché quello che riusciamo a fare noi con queste mani, con questa manualità che abbiamo, loro la copiano ma non ce l'hanno, è il capo quando esce, è l'oggetto quando esce, non è quello fatto da noi. Allora, dottor Avruscio, come ci saluta? Ormai è terminata, la inviterò ancora, grazie come sempre, perché è importante questa sua visibilità per capire anche come stanno realmente le cose. Io ho bisogno di addetti ai lavori seri, lo dico sempre, i miei ospiti sono persone serie, dovete ascoltarle e valorizzarle. Prego.
Grazie Mirella, grazie per il servizio che lei rende ai cittadini, perché lei parla sempre a 360 gradi, ma di cose concrete e di cose che poi sono legate proprio alla vita quotidiana delle persone. Quindi io mi sento proprio di ringraziarla per questo servizio che offre. E da parte mia io sono orgoglioso anche del mio lavoro, della fatica anche quotidiana che si fa, per quanto io critichi molto, perché lo vedo, leggo il disagio dei cittadini, delle persone anche fragili e anziane, di chi purtroppo è anche solo, perché viviamo in un'epoca in cui è molto facile comunicare e dare informazioni, però il contrappasso è che invece ci sono sempre più persone sole e questo credo che insomma dobbiamo fare di tutto perché questo non succeda. Io auguro come dire, buona salute a tutti, perché secondo me è la cosa più importante che possiamo avere e speriamo, io ce la metto tutto per migliorare la nostra sanità e non solo la nostra sanità, con la testimonianza, con la presenza, con il lavoro, con la fatica, ma essere sempre orgogliosi di fare meglio. E a questa nuova start-up di queste donne cosa vuole dire, dottor Avruscio? I miei complimenti perché credo che è qui che si vede anche che nei momenti difficili, è qui che si vede poi dopo le persone, no, che hanno qualcosa da dire e da fare e ripeto anche rischiare in proprio. Quindi i miei più grandi complimenti e spero che insomma abbiate veramente successo in tutto quello che fate perché lo meritate. Grazie. Salutiamo il dottor Giampiero Avruscio, Presidente Associazione Nazionale Primari Ospedalieri e buon lavoro veramente dottor Avruscio. Allora Federica Pozzo, come ci saluti? Allora, io vi saluto dando un messaggio di forza e di coraggio, legandomi anche al discorso del dottore, quindi cercando di fare unione, fare più squadra e quindi sentendoci anche più uniti uno con l'altro, anche facendo sentire la nostra voce a livello pubblico per le varie situazioni, ma anche a noi donne, appunto, di fare squadra, di unirci, e quindi donneimprenditrici.it è il nostro sito, la nostra piattaforma, potete leggere la nostra storia e iscriversi e partire in questa nostra nuova avventura. Grazie anche a Federica Pozzo, responsabile commerciale donna imprenditrice, grazie a Giorgia Bonotto che l'ha preceduta, CEO amministratore delegato donna imprenditrice, grazie anche al dottor Giampiero Avruscio, sempre pubblicità. Noi stiamo vedendo delle foto incredibili. Perché? Perché questa mattina abbiamo ospite in presenza Manuel Giacometti, artista, che voi avete già avuto modo di conoscere, ma che nel fine settimana, inizi di novembre, inizierà un lavoro importante a Villa Margherita, una mostra che farà capire tante cose, dove si può arrivare anche negli ambienti e negli edifici orribili, brutti, per dare magari dei messaggi positivi, non negativi. Non a caso ho invitato anche, e lo ringrazio, Mauro D'Alziglio, Presidente Atter Treviso, azienda territoriale per l'edilizia residenziale per la provincia di Treviso, perché di edifici cadenti ne sa qualcosa,
Presidente, grazie Presidente, sempre presente, la ringrazio di questo, ma io penso che dobbiamo dare anche degli esempi negativi, di far sperare anche questi giovani, non messaggi sempre devastanti, sembra che tutti i giovani siano delinquenti, che non abbiano voglia di fare niente, che non abbiano manualità, creatività. Allora Manuel Giacometti, partiamo proprio da te. Queste foto che continuiamo a vedere cosa vogliono dimostrare? Perché tu sei stato chiamato in diversi comuni a fare veramente delle cose che poi vedremo importanti come messaggio importante e non devastante. Prego, presentati Manuel. Intanto buongiorno a tutti e buongiorno Mirella. Allora io di professione faccio l'artista e lo street artist e soprattutto negli ultimi anni c'è questa esigenza di abbellire con l'arte di strada zone urbane degradate o comunque fatiscenti per dare comunque un senso di pulizia anche alle situazioni che vediamo giornalmente. E Treviso, come ho già detto l'altra volta quando ci siamo visti, è presa un po' indietro sotto questo punto di vista, basta uscire un attimo dalla provincia per vedere delle realtà ben più importanti, almeno a livello artistico, e si spera che prima o poi, io continuo a spingere, a battere il chiodo finché è caldo, quindi continuo a spingere su questa strada perché ho a cuore Treviso e mi piacerebbe vedere cose importanti anche nella nostra città. Le tue opere ad esempio sono andate anche in Europa, sei stato chiamato in vari paesi, prego. Sì, allora l'anno scorso sono stato ospite al Mural Fest di Tirana, che è un festival internazionale dove ho collaborato comunque con artisti di grande livello e comunque penso sia motivo di orgoglio da trevigiano essere l'unico veneto ad aver rappresentato l'Italia l'anno scorso. E cosa hai fatto? Lì abbiamo fatto una palazzina di 21 metri per 7-8 più o meno, che era lo spazio disponibile, che è l'ex casa dove è nato e cresciuto Edi Rama, che è l'attuale presidente dell'Albania. Allora sentiamo anche come commenta Mauro Dal Ziglio, ecco questa possibilità di far diventare il brutto bello ma con un significato, un messaggio veramente importante. Prego Presidente. Allora, innanzitutto buongiorno, grazie Mirella dell'invito, sempre molto gradito. Saluto anche il tuo ospite Emanuele Giacometti. Sicuramente la sua arte è una cosa importante e ricordo anche il periodo in cui io ho fatto il sindaco al Quinto e degli interventi sono stati fatti con un gruppo di ragazzi, abbiamo racchiuso. Vediamo, è caduta, vediamo se riprende la connessione. No, è caduta. Allora, intanto che riprendiamo, Manuel Giacometti, ecco, cosa ti aspetti da questi messaggi? Ma soprattutto, che politica hai visto? Una politica che ascolta, che supporta, che sono messaggi importanti. So che sei stato chiamato anche dalle pari opportunità per cercare di dar valore anche a questa donna che sta veramente l'inferno, come la canzone di Emma che ho messo questa mattina, ogni volta che ci alziamo c'è qualcosa. Ecco, ha ripreso il Presidente. Prego, Presidente. Sì, mi scusi, delle belle iniziative sono state fatte e a tutt'oggi abbiamo delle pareti che parlano di questa esperienza fatta con i ragazzi e queste pareti, a differenza di altre pareti nude abbandonate, vanno rispettate e vanno mantenute. Quindi sicuramente un plauso a questa arte che coinvolge i ragazzi, li rende partecipi, li rende responsabili, quindi ben venga. Un altro esempio, quindi venendo a quello che è l'attuale incarico che ho e che è quello di Presidente ATER, proprio nella zona del Biscione, sui sottoportici del Biscione, anche là abbiamo fatto fare con dei ragazzi, abbiamo fatto un intervento con un murales che c'è poca connessione. Sì, la sua. Allora Manuel, cosa vuoi dire rispetto alle parole che ha detto il Presidente Mauro Dal Ziglio? Allora, rispetto a quello che mi hai chiesto prima, cosa mi aspetto? In realtà l'arte che faccio la faccio principalmente per me, perché è uno stare bene personale. Poi se arriva anche alle persone meglio. Quello che posso dirti è che sicuramente arriva alle persone più sensibili, quelle che hanno un animo comunque buono, pulito e ripeto, sensibile. Sì, sentivo anche cosa diceva il Presidente, sì, ci sono parecchi interventi, però sono sempre interventi piccoli o
o circoscritti, invece c'è proprio bisogno di creare grandissime immagini in città, perché la gente ha bisogno di amore. È molto importante. Quello che però mi è rimasto e mi ha molto colpito è l'ultimo messaggio che hai dato, questo ragazzino, ecco, questi ragazzini che si incontrano, e soprattutto per capire quanto importante è una guida sicura, l'attenzione, il rispetto del prossimo. Prego, Manuel. Allora, i bimbi, diciamo che non li hai portati stamattina? No, c'è qualche opera. Adesso io ti ho portato le opere che probabilmente le persone incontreranno alla mostra che verrà fatta in Villa Margherita, anche per far capire qual è il mio percorso artistico. E vabbè, i bimbi, chi mi segue da anni sa che sono la mia firma. Ripeto, penso che il bimbo arrivi diretto al cuore delle persone, che sia un'immagine comunque pulita, neutra, e quindi crea sensibilità alle persone che la vedono. Che messaggio era questo? Cosa volevi dare con questo messaggio che hai fatto e che è stato molto apprezzato? Allora, so anche il comune di Salgareda, sì, tanti comuni ti sono vicini. Sì, prego. mi sono vicini, collaboro bene con parecchi comuni perché hanno capito qual è il mio punto di vista, la mia filosofia, e il messaggio che è Love is Key, se ti riferivi a quello, è un progetto che porto avanti da qualche anno con grandi soddisfazioni, ed è un progetto itinerante, appunto creato e nato con l'idea di portare avanti una specie di telenovela, storia d'amore itinerante, che è collegata alla street art e comunque al recupero e alla riqualifica urbanistica di alcune zone, ripeto, che sono degradate, come potrebbero essere ad esempio le cabine di distribuzione, con la quale collaboro, e collaborano anche altri artisti a livello nazionale, e soprattutto, ripeto, palazzine, perché artisti come me, e non sono l'unico, hanno necessità e bisogno di avere questi spazi, perché portano comunque del bello. Ma anche perché stai cercando di dare un messaggio positivo, dove colpire, dove proprio il bambino che crescerà, che diventerà ragazzino, e poi giovane, e poi uomo, abbia un percorso positivo, non un percorso negativo, dove può anche creare, può avere una manualità e una creatività dentro di lui che non conosce magari. Abbiamo visto anche all'ippodromo di Sant'Artemio questi bambini inaspettatamente hanno fatto dei quadri meravigliosi. Che quadri hanno fatto meravigliosi. Presidente, cosa dice? Ci impegniamo magari a fare qualcosa di importante anche su un condominio ATER molto, molto importante, perché io sono dell'idea, Presidente D'Azeglio, e so la sua sensibilità, se no non l'avrei invitata, che sa come funziona la mia trasmissione, che abbiamo bisogno proprio di questi messaggi, perché sembra ormai che tutti i ragazzi, i bambini siano dei delinquenti, dei buoni nienti, come ho detto prima. Forse sono proprio questi messaggi, basta vedere le giornate del fumetto a Treviso, quante persone sono arrivate, tanto è vero che Santa Lucia sta cercando di copiare, perché veramente hanno fatto dei numeri importantissimi, cioè il bambino non ha età, perché non vedevamo solo bambini, erano di tutte le età. Ecco, forse capire anche questo da parte degli amministratori non sarebbe male. Prego Presidente, speriamo che tenga, che non arrivino altre telefonate per lei, sennò cade la linea. Prego. Allora, ben venga, e anzi sono pienamente d'accordo e allineato con il messaggio che state dando e il messaggio che sta dando il signor Giacometti. Noi vogliamo esserci e mettiamo a disposizione quelli che sono i nostri spazi per poter dare lustro e dare immagine alla sensibilità e al piacere dell'occhio anche della gente. Come dicevo prima, questi spazi che possono essere considerati abbandonati, nel momento in cui accolgono un'opera di questo tipo, vengono protetti proprio dalla gente che ci abita lì attorno, e quindi è solo una cosa positiva. Noi ci siamo, lo dicevo prima, proprio nella zona del Viscione, San Liberale, abbiamo fatto un intervento importante su una facciata approvata e regolarmente eseguita. Se ci saranno altri spazi, ben volentieri noi siamo pronti a ragionarci assieme, discutere assieme e fare anche una progettualità con l'artista, con i cittadini, in modo tale che vengano trasmessi dei messaggi importanti di rinascita, rivita dei quartieri. Questo, guardi, ci siamo e vogliamo esserci sicuramente. Guardi Presidente, veramente mi fa molto piacere che lei abbia conosciuto
Manuel Giacometti lo inviteremo alla mostra Villa Margherita Inclusiva per capire, ecco, dove questo artista sta mirando. Non sono pochi gli esempi buoni, specialmente di giovani, ma soprattutto la capacità che hanno questi messaggi di arrivare direttamente al cuore. Ecco, l'emozione del messaggio, è questo dove tu ci giochi la tua carriera anche futura, dare dei messaggi emozionanti, ma mi sembra che ci riesci. Eppure pensate che Manuel Giacometti è un borderline, uno che è un uomo diventato uomo, ma che ha visto il suo percorso, un percorso difficile di strada, ma è là dove cadi e devi rialzarti. Assolutamente. O sbaglio? Ecco, forse qualche ragazzo deve cadere un po' di più senza avere la mammona, la mammina e il papone, il papino, dire che lasciarlo cadere, sporcarsi. Ho sentito ieri un pediatra che diceva: guai se mio figlio si sporca, cioè sono terrorizzati, qualche bambino è terrorizzato di sporcarsi, ma vi rendete conto che genitori ci sono? Prego Manuel. A proposito di sporcarsi, è una delle cose più divertenti quando arrivo a casa dopo magari aver fatto 10-12 ore davanti a un muro e arrivare a casa unto di colore dalla testa ai piedi e passare le ore con l'acettone a togliere vernice. Quindi lasciateli che si sporchino liberamente, perché se ti ricordi quando eravamo piccoli giocavamo con la terra, la mangiavamo, facevamo di tutto. È vero, è vero. Però eravamo anche più liberi, avevamo questi cortili, pochi giochi ma tanto cortile, tanti amici, forse è quello che manca. Pensi, Presidente Mauro, Dal Giglio, che ho intervistato dei ragazzi a Luna Park, perché mi ero accorta di una cosa, che non avevano il cellulare, nessuno o pochissimi avevano il cellulare. Allora mi sono avvicinata a questi gruppi borderline, infatti qualcuno mi ha detto: ma dove va tu Mirella a farti male, sta ferma? E sono andata a vedere cosa era che li attirava. Indovini, il Presidente Dal Giglio, cosa mi hanno risposto quasi tutti? Stare insieme, vedere tanti ragazzi. Neanche le giostre, chissà, Luna Park in sé, ma vedere e sentire il contatto. La prima cosa che fanno quando si incontrano, si abbracciano e si baciano. Li avete osservati? Guardate che fanno questo. Allora, Presidente, forse dobbiamo, come ha detto lei, investire di più, crederci, dare dei messaggi veramente importanti, perché quello che vogliono mancano nel mondo del volontariato, mancano nello sport. Cominciamo forse ad andarli a prendere per mano. Presidente, lei è anche papà, penso che riesca a capire il messaggio che voglio dare questa mattina, oltre al Presidente dell'ATE, che poi ne parleremo. Prego. Beh, allora, sfonda una porta aperta. Sono convinto che i ragazzi avrebbero bisogno di più ginocchia sbucciate, più, come diceva prima Manuel, qualche mano sporca di fango o di vita e un... Niente. È arrivata un'altra telefonata per il Presidente che ha una connessione borderline, diciamo così, Manuel, questa mattina. Allora andiamo proprio a Trieste, intanto che rimettiamo a posto il collegamento, andiamo a vedere Atter vende alloggi, andiamo a vedere. L'Ater mette in vendita 14 alloggi con un elenco pubblicato sul proprio sito internet. Si tratta di diversi appartamenti in via Zorutti, Campi Elisi, via Vigneti, via Costalunga, Strada di Fiume, vie Umago e Pitacco. Gli immobili vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, unitamente alle loro eventuali pertinenze quali cantine o soffitte, terrazze, quote, parti comuni o aree di diritto esclusivo, senza obbligo da parte del venditore di opere di sistemazione o di miglioria, né del rilascio dei certificati di conformità degli impianti, anche energetici, ad eccezione dell'attestato di prestazione energetica redatto a cura del venditore. Per ogni appartamento è possibile visionare online l'indirizzo esatto, la superficie complessiva, le foto e le planimetrie. Nel caso ad Ater pervengano più domande di acquisto relative ad una stessa unità, priorità verrà garantita a soggetti titolari di domanda inserita nella graduatoria di edilizia sovvenzionata del comune di residenza. Sempre sul sito di Ater verrà pubblicato un calendario con le date e gli orari fissati in cui sarà possibile visitare gli alloggi.
alloggi. La richiesta per queste visite dovrà essere accompagnata dal versamento di 40 euro come rimborso spese forfettario, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sempre sul sito. L'adempimento va ripetuto per ogni singolo immobile per il quale una persona desidera effettuare la visita. Le richieste inoltre dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di presentazione della proposta. La scadenza per le presentazioni delle domande è fissata entro le 12 del 30 novembre. Allora, da Trieste passiamo a Treviso, sentiamo com'è la situazione a Treviso. So che si è ricostruito qualcosa, i bandi mi sembra che siano anche aperti, che le assegnazioni. Cosa ci racconta, Presidente? Com'è la storia nel Veneto, ma specialmente questa mattina a Treviso? Poi sentiremo anche le altre città in settimana. Prego. Allora, tante cose sarebbero da dire nei vari argomenti. Adesso lei ha parlato di vendita di alloggi, ha parlato di bandi, sono tanti argomenti. Quello che mi sta più a cuore in questo momento probabilmente è il bando di Treviso. Il bando di Treviso, tanto discusso, tanto criticato, però da parte mia, da parte dell'azienda che rappresento, devo dire che siamo perfettamente nei tempi previsti. La graduatoria provvisoria è stata presentata, ci sono dei ricorsi normali e doverosi da parte di qualche cittadino che magari si è visto scendere in maniera importante nella graduatoria o essere escluso per qualche motivo. Se c'è una commissione nominata dalla Regione, se ci sono delle motivazioni valide, queste posizioni verranno riprese, verranno riposizionate. Noi qualche giorno fa c'è stato il primo incontro da parte di questa commissione, spero che a breve facciano degli altri incontri in modo tale di arrivare, e su questo mi sono già sentito anche con il sindaco di Treviso, di arrivare sul mese di dicembre pronti ad assegnare, a partire con le procedure di assegnazione degli alloggi, e quindi dare una risposta a quella che è l'emergenza abitativa che oggi sta incombendo in maniera importante nel territorio trevigiano. Quindi questo è la prima cosa importante. Quindi ribadisco, stiamo lavorando per arrivare alla graduatoria definitiva e poter cominciare ad assegnare gli alloggi da assegnare, che sono parecchi, perché ne abbiamo parecchi a disposizione nel territorio trevigiano. Sto attendendo dal comune di Treviso che mi venga dato l'elenco degli alloggi che loro mettono a disposizione, perché come voi sapete gli alloggi ERP del comune di Treviso non sono gestiti da Ater, ma sono gestiti direttamente dal comune tramite un bando con un'azienda privata, e quindi appena avremo l'elenco complessivo anche degli alloggi loro, partiremo con le assegnazioni ovviamente come previsto a seconda dei nuclei abitativi, del numero delle persone, dei metri quadri, della posizione, o se ci sono dei casi particolari di problemi di deambulazione vengono presi in considerazione e cercati di dare quegli alloggi che sono sicuramente meno impattanti rispetto alle persone. Allora Presidente, volevo farle anche questa domanda. Io ho ricevuto diverse telefonate, non solo a Treviso ma anche in altre realtà, dove ci sono ormai persone diversamente giovani, come li chiamo io, su appartamenti troppo grandi, ma soprattutto magari messi al terzo o quarto piano, dove queste persone purtroppo con varie patologie non riescono più a scendere e chiedono il cambio di destinazione, magari un appartamento più piccolo e a piano terra. Lo so che è difficile, però io sono convinta che con una partenza soft però si può arrivare, perché non è possibile queste persone che non abbiamo il servizio alla persona, e lei lo sa benissimo, soprattutto la solitudine enorme che hanno queste persone, che dovremmo rispettare molto di più e dare loro più dignità, perché dico sempre tutte le mattine che se siamo diventati così belli, grandi e forti è merito loro, del loro lavoro, che si ritrovano con pensione veramente da fame e malati. Cosa dice Presidente? Ci sarà questa possibilità di capire anche che bisogna anche girare le carte, mischiare il mazzo un'altra volta? Prego. Allora Mirella, la mobilità è prevista, la mobilità si fa quando i servizi sociali, e non sono in capo all'Ater ma sono in capo alle regioni, ravvisano quei casi particolari dove è indispensabile la mobilità. Ne facciamo, prossimamente ne ho anche a Treviso da fare, ma sono i comuni che si metta nei panni dei comuni, giustamente cercano di fare nel minor numero possibile, perché nel momento in cui fanno una mobilità vanno a togliere un nuovo alloggio a disposizione per le famiglie che stanno aspettando, perché l'alloggio che ci viene ridato per la mobilità, quello che diceva lei al terzo piano, avrà bisogno degli interventi
a volte anche importanti, perché queste persone sono all'interno degli alloggi da tanti anni, quindi bisogno di interventi di sostituzione caldaie, rivisitazione degli impianti elettrici, idraulici, cambio di vetri, che comportano un fermo abbastanza lungo dell'alloggio. Quindi sono proprio i servizi sociali dei comuni che a volte non sono favorevoli a questi cambi di alloggio, proprio perché fanno il conto della serva, dicono: sappiamo che abbiamo una signora in difficoltà, però c'è un tetto sopra la testa, e se noi la spostiamo lasciamo un'altra famiglia senza un tetto sulla testa, quindi si cerca di prendere la parte migliore della cosa. Però, ribadisco, nel momento in cui i comuni ci vengono a dire fateci la mobilità e quindi mettono a disposizione l'alloggio, che è nostro, però è nella loro disponibilità, noi lo facciamo senza alcun problema. Avete sentito? Ecco, l'importanza è questa comunicazione che ci sia tra ATER e servizi sociali che sono dei comuni, naturalmente, per migliorare la qualità della vita di queste persone. Mi sa, Manuel, che fra poco, oltre ai bambini, dovrai fare anche qualche diversamente giovane, come lo chiamo io, per far capire l'importanza, anzi ti pregherei di farlo, di non lasciare nella solitudine questi uomini, queste donne, che veramente non sanno più cosa fare, per far capire che ci sono, che esistono. Ecco, perché siamo diventati così chiusi? Una volta eravamo molto più aperti. Ecco, che mondo vedi? Tu vedi i giovani, ma parli anche coi meno giovani. Sì, ecco, sì, cosa senti? Ecco, qual è la visione che hai in questo periodo, che è un periodo veramente difficile? Guardate, io oggi, ripeto, ho il banco solidale aperto e perciò vedere, per fortuna non piove, lassù qualcuno mi ama il mercoledì, che piove quasi mai, fortunatamente, vedere le situazioni che vengono a questi banchi solidali. Prego. Beh, allora vedo sicuramente un mondo individualista, soprattutto nell'ultimo periodo, e molta solitudine tra giovani e anziani in generale. C'è bisogno di più comunità, si può dire, non so se è il termine corretto, però c'è bisogno che si creino situazioni dove le persone si trovano e passano del tempo insieme in armonia, e non deve essere per forza al bar. Allora andiamo a vedere anche questo servizio a Padova, purtroppo, dove hanno ritrovato morto il ragazzino di 16 anni. Andiamo a vedere. Si sono spente attorno alle 18 di lunedì le speranze di ritrovare vivo Ivan, il 16enne ucraino scomparso da casa venerdì scorso. A quell'ora, infatti, i vigili del fuoco hanno trovato il suo corpo nelle acque del fiume Brenta. Il corpo senza vita è stato individuato dai sommozzatori di Vicenza all'altezza del secondo ponte della ferrovia, recuperato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per cercarlo, dopo la denuncia ai carabinieri presentata dalla sorella, fatta sabato mattina, si erano mossi anche i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il 16enne è stato individuato per l'ultima volta dalle telecamere di sorveglianza della zona, proprio in quel tratto del fiume. Lì si sarebbe agganciato il segnale del telefono, che successivamente era risultato sempre spento. Ivan, arrivato in Italia da 3 mesi, abitava ad Abano Terme con la famiglia, la sorella e suo marito, mentre la madre è rimasta in Ucraina e frequentava da qualche settimana una scuola professionale. Le ricerche erano scattate subito dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla sorella, anche con l'aiuto dell'elicottero dei pompieri. Ricerche che si erano concentrate nel tratto tra San Vito di Vigonza e Ponte di Brenta, e tutti speravano in un finale diverso. Allora, voi sapete quanto mi toccano questi servizi, io che cerco assieme al mondo del volontariato di dare delle risposte. Quando ho fatto vedere tutta la settimana questa gita bellissima dove ho portato da Porte Grandi a San Marco 200 persone tra fragilità, diversamente giovani, con l'allegria, la gioia di staccare la spina, di non sentirsi soli, ecco, anche ragazzini borderline che si sono comportati benissimo perché erano nella comunità, sentivano che facevano parte della comunità, li ho responsabilizzati, ho dato loro il microfono, hanno intervistato ed era bellissimo. Forse veramente non si sa il rovescio della medaglia. Parliamo prima e voglio ribadirlo questa mattina, la solitudine. Cosa c'è dietro questa medaglia? Questo volto che sembra inossidabile, che sembra felice, tranquillo e magari con una disperazione perché non riesci a vederla, sanno mascherare molto bene. Cosa dici, Manuel? Dico che hai ragione, che purtroppo il mondo ci porta oggi a vivere soli e come ho detto prima
in totale, cioè la persona è diventata individualista, è persa tutto il giorno davanti al telefonino e non si accorge più della bellezza che abbiamo attorno. Per quello ti dicevo prima che le persone sensibili sono il mio pubblico, perché sono quelli che hanno una sensibilità tale da riuscire a fermarsi in mezzo a questa frenesia e perdere quei 10 secondi della loro vita davanti a un'opera, per esempio in strada. Allora, quello che mi sono accorta anche quel sabato a Luna Park è la fragilità di questi ragazzi. Allora, quando li guardavo, vedevo, e volevo anche il tuo commento, sì, Manuel, le ragazzine donne, nel vero senso della parola, le guardavi, erano donne. Guardavo loro e li vedevo tutti bambini, bambini e fragilissimi. Tanto è vero che eravamo vicino alle famose gabbie e una ragazzina ha fatto 28 giri con altri 3 che ne ha fatto 12, 13 o 6. Vedevo questa ragazza e guardavo loro, di una fragilità incredibile. È una mia sensazione o è così rispetto il maschile e il femminile? Cioè, lo so che dobbiamo guardare le persone, però purtroppo è quello che vedo. Allora, probabilmente non sono neanche la persona più adatta a dare una soluzione a questa cosa, però è sempre stato così che la femminuccia quando eravamo piccoli era più sveglia rispetto al maschietto, il maschietto era un po' il disperato della situazione. E onestamente non saprei come... Complica però anche l'avvicinamento tra ragazzo e ragazza, perché vedo fanno fatica ad avvicinarsi. Sì, sono cambiate tante cose. Una volta avevamo probabilmente anche più soluzioni, più situazioni, no soluzioni, più situazioni che ci portavano comunque a fare comunità, a incontrare ragazzi, ragazze, eccetera, magari nei locali. Adesso è un po' tutto spento, comunque è cambiata la vita, sono cambiate le cose e sicuramente i giovani faranno altro. Purtroppo non sono più un giovane nemmeno io, e sono quasi 50. Noti questa fragilità? 50. Sì, noto questa fragilità che probabilmente c'è sempre stata anche nelle nostre generazioni, ma adesso è più amplificata. Sentiamo anche il presidente D'Azeglio, ecco, ai suoi tempi, ma ai tempi dei suoi figli, com'è la situazione? Cosa vede, presidente? Perché voglio sentire anche papà D'Azeglio e marito D'Azeglio, uomo D'Azeglio. Allora, come diceva Manuel un attimo fa, a differenza sua, per me i 50 sono passati. E forse nella nostra generazione non c'era tanto telefonino, non c'era tanto social, ma avevamo il muretto della piazza dove ci trovavamo, ci davamo appuntamento qualche sera prima e tutti arrivavamo puntuali all'appuntamento dove si riusciva a confrontarci, a chiacchierare tra ragazzi e ragazze. E quindi c'era una socializzazione totalmente diversa. Sicuramente noi maschietti, è risaputo, siamo un po' più duri delle ragazzine. Io ho due ragazze, un 2010 e un 2012, quindi rispettivamente 13 e 11 anni. Quella di 13 anni è una signorina e quando l'ho accompagnata anch'io alle fiere la vedi crescere, te la vedi scappare, quindi sta crescendo e in proporzione dei suoi amici coetanei vedi che le ragazzine sono più avanti ed è naturale, è sempre stato così. Però posso dire, quando te, Mirella, parlavi delle gabbie, la mia più piccola mi ha fatto salire sulle gabbie con lei, ci ho provato, non sono riuscito a fare 30 giri perché ne ho fatti pochi più di 20 e là ho dovuto fermarmi per un motivo di anzianità, però è stata una bellissima esperienza dove ho passato un pomeriggio con le mie figlie alle fiere di San Luca. Bravo presidente D'Azeglio, veramente forse è questo che manca ancora, la famiglia. Ecco, la famiglia unita su cose importanti per loro e stare assieme, l'abbiamo visto all'ippodromo, queste cose, poi vedremo anche qualche video. Andiamo a vedere adesso invece la riqualificazione all'Oggi Atter, andiamo a Treviso.
Stanno per giungere al termine i lavori di riqualificazione da parte di Ater di una palazzina di fine anni 70 in via Toniolo 34 a Oderzo. Un intervento che sta arrivando alla chiusura dei lavori e quindi la messa a disposizione di 6 alloggi al momento totalmente liberi. 6 alloggi per i quali è stato previsto un ulteriore intervento di efficientamento energetico e che saranno disponibili verso la fine di ottobre di quest'anno. Questo progetto è compreso tra i provvedimenti di natura edilizia finanziati anche grazie ai fondi PNRR. E questo è un intervento grosso da 860.000 euro, di cui 600 del PNRR e 200 messi in disponibilità da Ater. Interventi di questo tipo nascono con l'obiettivo di implementare la disponibilità di alloggi popolari a fronte di un'emergenza abitativa in forte aumento. Ringraziamo Ater per l'intervento eseguito, auspichiamo che si estendano questi interventi anche sul resto delle unità immobiliari che hanno, perché chiaramente l'efficientamento e la sistemazione può portare un agio migliore a chi ci vive o chi ci vivrà. Abbiamo Graziano da Belluno. Ciao Graziano. Pronto? Pronto? Non sento Graziano. Allora, Presidente, vediamo cosa ci racconta, perché l'importanza è capire che non è vero che è tutto fermo, perché sembra che sia tutto bloccato e non si faccia niente. Invece io l'ho invitata per far capire, invece, come ha detto anche lei, ci sono molti alloggi che verranno assegnati, l'ha detto lei, ed è importantissimo per la gente che ascolta, ma soprattutto che si sta cercando di fare riqualificazione e interventi. Prego, Presidente D'Azeglio. Allora, quello che ha fatto vedere un attimo fa è l'intervento che stiamo ultimando ad Oderzo, una palazzina che è stata beneficiaria dei fondi PNRR per l'efficientamento energetico, quindi cappotto, serramenti, caldaie, tetto e quant'altro. Con l'occasione, quegli alloggi là, siccome si sono svuotati, si stavano svuotando, abbiamo preso l'occasione anche per fare dei riatti e come ha detto la Marina Bonotto, il vicepresidente di Ater, che è quella che ha parlato prima, Ater ha messo dei fondi propri in modo tale proprio di dare quella nuova palazzina totalmente rivista, sia per quanto riguarda gli impianti, perché sono stati rifatti tutti, e sia per quanto riguarda il vestito esterno. Quello è quello che è successo ad Oderzo. Complessivamente come PNRR noi abbiamo 7 interventi che spaziano nella provincia, abbiamo 2 interventi a Treviso, uno è davanti al Biscione, uno è in via Irlanda, ne abbiamo a Vittorio Veneto, ne abbiamo a Oderzo, ne abbiamo a Gaierine, ne abbiamo a 7 complessivamente per più di 11 milioni di euro. Su questi interventi noi andremo ad efficientare più di 100 alloggi e questo è il PNRR. Contestualmente e a breve partiranno, perché mi sono incontrato anche con l'azienda aggiudicataria pochi giorni fa e quindi diciamo l'inizio del prossimo mese partirà il cantiere della zona dello stadio di Monigo, dove le famose palazzine che con grossa difficoltà siamo riusciti a svuotare spostando la gente in altre situazioni abitative. Partirà il cantiere con i primi 16 più 16, 32 alloggi, quindi con la decostruzione e la ricostruzione di nuovi alloggi. A breve partiremo anche con la seconda L, sempre a Monigo, la consegna della prima, i primi 24 alloggi. Quindi qualcosa Mirella, si muove. La interrompo, Presidente, se no mi cade ancora la linea. Abbiamo Graziano da Belluno. Vai Graziano. Sì, avevo bisogno di parlare con qualcuno di voi per una persona non vedente che la stanno maltrattando e non so più a chi rivolgermi. Ascolta Graziano, poi ti faccio chiamare e mi spieghi meglio, perché così non è che si riesca a capire molto. E lascia il tuo numero di telefono che poi ti richiamo e vediamo cosa sta succedendo a questa persona, specialmente se è non vedente. Bisogna sempre verificare. Ti ringrazio comunque della telefonata. Allora, come hai sentito Manuel, il problema è capire le esigenze del territorio, cosa c'è di bisogno urgente, e secondo me gli amministratori dovrebbero essere, lo dico tutte le mattine, come un buon padre di famiglia: tagliare i rami secchi, fare i conti della serva, che saremmo noi, 1 più 1,
e delle volte anche saper dire no e iniziare invece a lavorare su quello che necessita. Ad esempio, come sta dicendo il Presidente Dal Giglio, la necessità degli alloggi, lavoro e alloggi, ma soprattutto anche i prezzi, affitti impossibili, con stipendi e pensioni impossibili, mutui a tasso variabile che non riescono più a pagare, perciò verrà portata loro via la casa. Io mi domando veramente se qualcuno sta ascoltando le esigenze del territorio. Come ripeto, i banchi alimentari stanno aumentando, perciò vuol dire non è un fiore all'occhiello, ma vuol dire che sta aumentando la povertà e questo mi impaurisce molto. Prego Manuel. È un bel problema, ripeto, non voglio essere, come si dice, noioso, però penso, cioè questo è comunque un argomento che fatico a trattare, nel senso è un problema comune che sposa molte persone. E sicuramente sta aumentando la povertà, come hai detto te, però bisogna tirarsi sulle maniche e andare avanti. Allora, Presidente Dal Giglio, a tirarsi sulle maniche, ma anche voi, quelli sono i fondi che avete, non è che avete la bacchetta magica, però qualcosa si può fare. Prego Presidente. Come dicevo prima, ti ringrazio proprio Mirella per l'opportunità che dai di dire quello che stiamo facendo, perché è tanto facile a volte sparare sulle aziende, che sicuramente si può fare di più, però noi ci stiamo mettendo anima e corpo per dare risposta. I fondi, come hai detto te, sono quelli che sono, noi stiamo cercando di accaparrare tutte le possibilità che ci sono e i cantieri oggi ne abbiamo veramente tanti che si stanno muovendo sia sulle nuove edificazioni e sia sui riatti, e quindi noi continuiamo su questa strada perché ci sta dando degli ottimi risultati. Sicuramente, e ne è esempio anche il bando di Treviso, c'è da preoccuparsi per un impoverimento del ceto medio e una richiesta sempre in aumento dell'abitazione. Una cosa che è veramente problematica è anche quelle famiglie che hanno una disponibilità economica perché hanno un lavoro fisso e hanno un reddito fisso, che hanno grosse difficoltà a trovare un alloggio proprio perché il mercato non lo mette a disposizione, e questo è dovuto secondo me, a una tassazione esagerata su quelli che sono gli affitti, all'IMU e alle poche garanzie che vengono date ai proprietari nella gestione dell'alloggio. Quindi il mercato non mette a disposizione quello che una volta era Ater, che dava gli alloggi chiamiamolo all'operaio, alla famiglia normale, oggi non riesce più a darlo perché si sta rivolgendo ad un pubblico sicuramente molto più debole, e quindi quella fascia delle persone, quelle famiglie che vorrebbero crescere, che vorrebbero insediarsi nei territori, non hanno una risposta abitativa adeguata alle loro richieste. Però Presidente, io ricordo i vecchi capitani d'industria con la quinta alimentare, che sono diventati un fiore all'occhiello anche per l'Italia. Facevano la fabbrica, però costruivano anche gli alloggi per gli operai vicino alla fabbrica. Io lo dico spesso che forse qualche yacht in meno, qualche villa in meno e qualche casa in più per l'operaio non sarebbe male, anche perché l'operaio è il cuore pulsante della nazione. Se non abbiamo più operai, se non abbiamo più artigiani, non è che possiamo vivere coi burocrati, non è che possiamo pagare chi non lavora e non pagare chi invece lavora, ma lavora sodo. Guardavo anche questa mattina, ecco, per le strade tutti questi operai che lavorano sulle strade. Veramente io vorrei capire se veramente diamo importanza a queste figure, ma soprattutto il costruire, investire sulla persona che lavora. Cosa dice, Presidente? Sarebbe male avere che facessero anche qualche alloggio in più? Allora, non sarebbe assolutamente male se le aziende potessero contribuire al loro sviluppo, contestualmente dando una possibilità abitativa ai loro collaboratori. Questo sicuramente è un sogno, si potrebbe percorrere, però voi capite benissimo che poco possiamo fare noi se non far sentire la nostra voce, cosa che facciamo continuamente, perché Ater Treviso ad esempio fa parte di ARAV, che è l'associazione delle Ater Venete, delle 7 Ater Venete. Ci troviamo periodicamente come Federcasa, come Ater nazionali,
però le situazioni sono estremamente diverse, però noi continuiamo a ribadire quella che è la necessità di un piano casa, quella che è la necessità, come si faceva una volta sugli stipendi, c'era una piccola trattenuta che veniva reinvestita per la residenza pubblica, cosa che oggi non c'è più. Come dicevo, ho sempre detto, il canone medio di Treviso è a 80 euro, il galleggiamento di un immobile è a 90, quindi è un'azienda destinata al fallimento, perché non possiamo andare avanti così. Quindi o c'è un aiuto da parte del pubblico o noi dobbiamo fare quello che mi aspettavo la tua domanda quando hai fatto vedere quel servizio prima di Trieste, mi sembra che vendevano degli alloggi. Purtroppo dobbiamo arrivare a questo, a vendere degli alloggi per tamponare un bilancio che non sta più in piedi. Questo avviene. Poi succedono dei casi dove ci sono degli immobili che sono frazionati, cioè ci sono delle proprietà di ATER e ci sono delle proprietà private, perché negli anni si sono venduti degli alloggi, negli anni passati. Questo 99 su 100 porta dei problemi, perché non vengono più fatte le manutenzioni e gli alloggi vanno in disgrazia, vanno in decadimento. Proprio ieri c'è stato un intervento importante con lo sgombero di un alloggio, perché sulla palazzina ne avevamo solo uno nostro. Perché? Perché da anni noi stiamo cercando di far fare delle manutenzioni importanti all'immobile, i rimanenti proprietari non lo vogliono fare, quindi quel nostro inquilino giustamente va protetto e lo sposteremo a breve in un altro alloggio. Ma perché? Perché l'immobile è stato venduto, non c'è più una gestione complessiva dell'azienda, i nuovi proprietari non vogliono intervenire e l'immobile va in disgrazia. Quindi è una situazione molto difficile. Secondo me, mi unisco a quello che dice anche sempre il sindaco di Treviso, ci vuole un nuovo piano casa per avere risorse fresche, per poter investire, per poter dare risposte, per poter dare nuovi alloggi ai nostri cittadini, che allora sicuramente produrranno ricchezza nel nostro territorio. Allora, visto che abbiamo parlato di cittadini, andiamo a vedere cosa sta succedendo. Andiamo a Padova, italiani, mense popolari. Andiamo a vedere e a sentire. C'è chi è stato licenziato, chi si è visto aumentare a dismisura le bollette, chi deve sostenere spese mediche impreviste e chi si è separato dalla moglie o dal marito e magari è rimasto anche senza casa. Sono tanti i motivi che hanno portato sempre più cittadini a chiedere aiuto alle strutture di assistenza, dalle associazioni alle parrocchie. Ne è un esempio la struttura che al Santuario di San Leopoldo cerca di aiutare chi si avvicina. E un dato sulle borse, le confezioni di generi alimentari con pasta, tonno, caffè e riso che ogni 15 giorni i padri cappuccini consegnano ai bisognosi, fa rabbrividire. In pochi mesi, dalle 40 borse richieste, si è passati a oltre 200, un numero dunque che è quintuplicato con altri effetti. Oltre alla borsa, infatti, c'è chi chiede aiuto per le bollette o per le spese mediche. Sempre più persone, non avendo i soldi per visite o esami, decidono di non curarsi, con ovvie ricadute negative sulla propria salute ma anche su quella pubblica. E infine, altro dato significativo, l'aumento netto di italiani che cercano aiuto rispetto agli stranieri. Avete capito perché ho fatto vedere questo servizio? Perché bisogna che qualcuno apra gli occhi, ascolti di più questo mondo del volontariato. Siamo imbrigliati, avete sentito ieri da un esperto, dalla burocrazia. Stanno uccidendo quello che è il volontario puro, il volontario vero, per magari alla multinazionale del volontariato, perché i furbetti non li scoveranno così, ci saranno sempre, però stanno indebolendolo e questo non è ammissibile, lo dico, l'abbiamo sentito anche ieri, non sono parole a caso che io dico questa mattina, ma sono veramente preoccupata perché i giovani non sono nel mondo del volontariato, abbiamo i diversamente giovani, hanno paura di esporsi giustamente perché ormai è diventata una burocrazia incredibile. Anche qua penso che gli amministratori dovrebbero farsi sentire di più e far capire che se parte anche il mondo del volontariato che sta mettendo le pezze dove la politica non riesce a metterle ed arriva subito, non ce ne sarà per nessuno. Cosa ne pensa, Presidente D'Arzilio, lei anche come politico? Il volontariato è una cosa indispensabile, questo l'ho vissuto come sindaco, lo sto vivendo adesso come Presidente ATER, dove le associazioni di volontariato danno una mano, danno un supporto e sono fondamentali. Cosa succede? Che quando succedono delle disgrazie, quando succedono dei fattacci, la burocrazia deve assolutamente trovare un capro espiatorio.
Quando la magistratura si muove, e ne faccio un esempio drammatico che è quello che è successo al Mulinetto della Croda tanti anni fa, dove un'associazione di volontariato stava facendo una festa, è successo una disgrazia e si è voluto in tutte le maniere arrivare a un capro espiatorio. Quindi la politica cerca di proteggersi in maniera esagerata, dando a tagliare le ali a quello che è il volontariato. Io ho sempre fatto del volontariato, lo faccio ancora perché faccio parte di un paio di associazioni che lavoriamo nel territorio quintino. Mi sto divertendo, sicuramente il volontariato deve essere un grande piacere da parte della persona, ma quando un presidente, quando una persona che si mette a capo di un gruppo di volontariato rischia del suo personale, sicuramente deve porsi il quesito, e il quesito se lo pone sicuramente il volontario, ma il quesito va girato a quelle persone che fanno delle normative estremamente stringenti e vincolanti quindi un appello sicuramente alla politica di cercare di capire che il volontario e il volontariato sono estremamente essenziali per il benessere del nostro territorio. Allora guardiamo la locandina che arriverà, anche l'invito al Presidente, la locandina della mostra di Manuel Giacometti, che adesso spiegherà anche questa mostra. Prego Manuel. Sì, allora la mostra partirà domenica 5 novembre e sarà aperta fino a metà dicembre, tutti i sabati e domenica. E come è scritto nella locandina sarà dalle 10 alle 19, mi troverete in questa stupenda location che è Villa Margherita. Inclusiva? Esatto, in zona Sant'Artemio più o meno per quelli che non conoscono l'area, e visiterete le opere che adesso non so se passeranno di nuovo le foto in TV, e insieme alle opere vedrete comunque delle stanze spettacolari, perché io sono entrato per la prima volta pochi giorni fa per allestire la mostra e devo dire che si rimane a bocca aperta perché è un ambiente meraviglioso. Ecco, cosa speri con questi messaggi che stai cercando di dare? Sì. Ecco, dov'è l'obiettivo tuo? Ecco, hai detto non sono più un giovanissimo, ho 50 anni, l'hai detto tu, noi donne non lo diciamo mai, ma loro per fortuna lo dicono, ma soprattutto l'obiettivo che ti sei prefisso, Manu, sperando di avere il supporto anche degli amministratori. L'obiettivo primario all'epoca, quando iniziai, era quello il sogno di tutti gli artisti, è quello di vivere di arte, e ci siamo arrivati. Superato alla grande. L'altra è portare comunque momenti di spensieratezza, di gioia, di amore, e qua mi ricollego, scusami, al discorso del volontariato, con l'esperienza che abbiamo vissuto poche settimane fa lì a Sant'Artemio. Devo dire che quelle ore passate in compagnia di bimbi anziani mi ha riempito di gioia il cuore, e oltre ad aver visto dei piccoli talenti nascere, speriamo che i genitori li spingano in quella direzione là, perché ho visto veramente delle belle cose. Allora andiamo a vedere, a sentire anche l'intervista proprio di Manuel Giacometti, e dopo vedremo anche le coperture che è stata fatta al Sant'Artemio, all'ippodromo di Sant'Artemio, in queste 2 giornate Sport senza barriere. Andiamo a sentire. Allora, oggi siamo all'ippodromo di Treviso, all'ippodromo Sant'Artemio, per una giornata meravigliosa e speciale che si chiama Sport senza barriere. Allora, cosa posso dirti di interessante? Che l'arte sicuramente è collegata al senza barriere, che è la giornata dedicata dello sport, e il motivo principale della mia presenza qua oggi è dare spazio ai ragazzini che si divertano, perché sicuramente l'arte apre la mente e distrugge le barriere mentali. Che altro dire, sono stati giorni spettacolari, hanno fatto dei ritratti meravigliosi, dei disegni meravigliosi che potete vedere alle mie spalle, e speriamo ci siano altre occasioni e opportunità, non tanto per me ma per loro, perché c'è stata proprio una bella situazione, una bella energia oggi e anche ieri.
Allora, risentendoti Manuel, ecco, tu non avevi visto questo video, cosa vuoi dire? Ecco, hai provato le emozioni, ecco, quello che volevamo fare noi quei 2 giorni, emozionare le persone in questo meraviglioso posto che abbiamo, che tanti trevigiani non conoscono, che è l'ippodromo di Sant'Artemio. Prego. Beh, allora è stata sicuramente una giornata, 2 giornate stupende, infatti guarda, mi brillano anche gli occhi a rivedere le immagini, più che altro, ripeto, non per l'emozione mia personale che ho avuto in quei 2 giorni là, ma nel vedere i bimbi così impegnati. Vediamo anche le coperture, vediamo dalla regia se manda anche le coperture, prego Manuel. Niente, vedere i bimbi così impegnati a dipingere, a sfogarsi col colore mi riempie di gioia il cuore. Allora, Presidente D'Azeglio, qui mi vede anche col Presidente Dino Ponchio, anche questo Presidente che ce la sta mettendo tutta per far capire l'importanza dello sport. Lei è uno sportivo, Presidente D'Azeglio, i suoi figli? Allora, io purtroppo pecco parecchio perché il tempo, è la scusa del tempo, non me lo permette. Le mie ragazze sicuramente sì, una ha fatto per un periodo ginnastica artistica, adesso si sono dedicate alla piscina entrambi e quindi, visto che l'ho fatta anch'io per anni, mi fa sicuramente piacere. Abbiamo Paola da Campo San Piero, poi salutiamo gli ospiti. Ciao Paola. Ciao Mirella. Sono arrivata a casa da poco, sono andata a fare degli esami e a spesa e ho ascoltato un po' la trasmissione. Adesso mi ricordo che quando ho fatto il tirocinio del servizio domiciliare a Padova andavamo in una casa dove abitava 6 anziani, ognuno col suo appartamento, e la casa veniva chiamata casa delle vedove povere, e praticamente chi dà questa casa agli anziani si sta a Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Adesso non so se fa ancora queste cose, comunque andavamo là e si fa il domiciliare, si fa sempre, il tirocinio si fa sempre accompagnato dall'operatrice che va, insomma, e mi aspettava il primo giorno, che sono arrivata un po' prima dell'altra operatrice, e era una familiare che mi ha chiesto se ero perché io avevo paura di truffe, di tutte queste cose qua, insomma, che poteva accadere agli anziani. E oltre a questo, non so se Cassa Risparmio non esiste più, ma non so se ci sono altri enti che fanno ancora queste cose. E mi viene in mente un'altra cosa che adesso non mi ricordo più perché sono fiafra stornato con questi esami passati. Vabbè, immagino anche corri qua, corri là. Grazie Paola, sentiamo come risponde il Presidente D'Azeglio e poi lo salutiamo. Ci sono anche qualche enti che supportano, Presidente? Allora, enti che supportano, non è che ci sia la coda fuori dell'ater, assolutamente. Progetti di questo tipo ne sono stati fatti, ne abbiamo fatto uno importante che è a Vedelago, dove avevamo 15 alloggi belli, freschi, nuovi, dove li abbiamo dati in gestione all'associazione dei comuni di Vedelago, di Riese, quelle zone là, e questi 15 alloggi vengono messi a servizio di donne in difficoltà, di persone anziane, e quindi è un co-housing perché è un vivere assieme per cercare di riprendere stima della società, quindi ben venga anche queste cose qua. Però purtroppo la coda dei benefattori non esiste assolutamente. Ma prima dei saluti, Mirella, lasciami un passaggio. Io vorrei ringraziare tanto Manuel Giacometti per quello che fa, e aspetto molto volentieri l'invito per venire a fare un giro in questa mostra in Villa Margherita, visto che la conosco abbastanza bene perché nei miei anni io andavo a scuola proprio al Corazzin, che è il palazzo che c'è proprio dopo alla Villa Margherita, e però lo vorrei anche invitare, se per caso passa per Treviso tra Piazza Vittoria e Piazza Pio X,
di venire a fare un giro in Ater, beviamo un caffè assieme molto volentieri e vediamo se qualcosa può nascere in qualche struttura, in qualche edificio di Ater, perché sia io che tutto il Consiglio di amministrazione che rappresento ben volentieri vogliamo abbracciare queste iniziative, quindi lo ringrazio per l'opera che sta facendo. Grazie anche a nome mio, Presidente D'Argiglio. Sapevo che lei avrebbe capito, io ho bisogno di persone che capiscono, non che sentono ma che capiscono l'obiettivo di questa trasmissione, che è anche aiutare e cercare di migliorare la qualità di vita di tutti noi. Grazie a Mauro D'Argiglio, Presidente Ater Treviso, grazie a Manuel Giacometti, artista, fra poco a Villa Margherita inclusiva con questa bellissima mostra e con vari laboratori. Grazie, pubblicità. Siamo collegati con Vicenza, dove c'è Maurizio Feron, segretario CGIL Veneto, Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Allora, segretario, io vorrei iniziare con queste parole. Allora, lavoro pirata, il boom dei 1000 contratti firmati, quasi tutti da micro sindacati poco rappresentativi. Così si abbassano salari e condizioni di impiego. Ma non solo. I sindacati, tagliare l'IFER, esenzione fino a 15.000 euro. Gli stranieri ora fuggono dalla Marca, lavorare qui non è più conveniente, dice Mauro Vigentin, che lei conosce benissimo, della CGIL. Rivolta delle categorie, così futuro incerto. Confcommercio, Confartigianato, CNA, Artigianato Trevigiano e Confercenti. Sulle scelte decisive il Comune ci ascolti. Cosa sta succedendo? Qualità della vita, lavoro, precari, pochi alloggi, molte malattie, popolo che invecchia, pochi giovani. Prego, segretario, ci dica dal suo osservatorio cosa sta vedendo. Sì, buongiorno a tutti intanto. Allora, lei ha toccato i temi che sono stati anche oggetto della manifestazione nazionale recente che abbiamo fatto promosso come CGIL insieme a anzi 200 associazioni a livello nazionale. Sono proprio questi i temi, io li raggrupperei fondamentalmente attorno a 3 questioni fondamentali che poi riassumono anche quelli che lei ha appena bene rappresentato. Il primo è il tema dei redditi e del potere d'acquisto delle famiglie e delle persone, che è, diciamo, messo a dura prova non solo da un andamento economico non particolarmente brillante, ma anche dall'inflazione che ormai da 2 anni sta tagliando i redditi. Se guardiamo i dati Istat, il 17% è il dato di inflazione cumulata tra 2022 e 2023 fondamentalmente. Questo significa che per un lavoratore che prende, che ne so, 1.500 euro al mese, significa che a fine anno gli mancano più di 2 stipendi rispetto a 2 anni fa. E questo è il dato. Questo ci dice anche il come mai è cresciuta l'area della povertà assoluta e della povertà relativa, che in Italia tocca ormai quasi 6 milioni di persone, 2 milioni e 2 circa di famiglie, ecco, soprattutto le famiglie più numerose, le famiglie anche di stranieri, le famiglie di persone che hanno una persona sola a cui lavora o con lavori precari, ecco, fondamentalmente. Quindi c'è un tema di tutela dei redditi. Tra le altre robe sono state tagliate anche le risorse, proprio le misure, ecco, le risorse, le misure di contrasto alla povertà. E questo è un tema urgente e ha a che fare direttamente proprio con il tema dei contratti di lavoro, come lei richiamava prima, oltre 1000 contratti firmati da associazioni datoriali e sindacali inventate sul momento senza nessuna rappresentanza reale, cioè senza che siano poi corrispondenti a lavoratori e lavoratrici associati per l'appunto. Mi scusi, ecco, Ferro, ma come mai il lavoratore si affida a questi sindacati, tra virgolette, sapendo che non porteranno a niente, perché giustamente se non sei rappresentativo dove vai? Fate già fatica voi, pensiamo a questi. Prego, Ferron.
Sì, non è che i lavoratori e le lavoratrici si affidano ai sindacati, il dato è molto diverso. Diciamo che ci sono imprese, soprattutto a partire, ecco, non solo, ma a partire da tutte le imprese che stanno in fondo alla filiera produttiva o dei servizi tipo gli appalti, i subappalti e così via, ma non solo quelle naturalmente, che applicano contratti nazionali o contratti territoriali sottoscritti da fantomatiche associazioni costituite. Pensi che c'è anche nella nostra regione, ricordo un caso particolare in provincia di Padova, dove nello studio, anzi all'indirizzo di uno studio di un commercialista, era anche la sede legale di un'associazione dei datori di lavoro e la sede legale di un sindacato dei lavoratori, naturalmente tutti inventati lì sul momento, che hanno firmato un contratto di lavoro. I lavoratori subiscono, per così dire, si vedono applicare questi contratti. Allora, cosa bisogna fare? Questo è il tema fondamentale, per questo dicevo che c'è un tema che si collega anche alla questione del reddito. Serve una legge sulla rappresentanza che dica quali sono i sindacati e le associazioni anche dei datori di lavoro rappresentative, cioè che hanno una rappresentanza dei lavoratori a cui danno mandato. Questo è fondamentale, perché altrimenti contratti di lavoro in assenza di una regolamentazione vengono sottoscritti da chiunque, da chi si inventa, ecco, in quel momento lì. Poi naturalmente... Ferron, la ringrazio di averlo detto, perché sono convinta che a casa queste cose non si sanno, se non degli addetti ai lavori, giustamente, sono cose molto importanti. Allora salutiamo anche il sindaco Arnaldo Pitton, sindaco di Motta di Livenza, primo mandato Fratelli d'Italia, che è qui questa mattina. Lei sapeva di questi contratti pseudo fatti da sindacati sotto smentite spoglie? Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, sindaco di Meduna di Livenza, non voglio oltrepassare i confini. Sì, lo so, perché comunque sono sindaco ma lavoro nel mondo dell'industria, lavoro da tanti anni, e ci sono questi contratti purtroppo posso dire imbarazzanti, che danno veramente difficoltà a questi giovani di riuscire a avere un sbocco nel mondo del lavoro. Ecco, questo è un dato di fatto. Bisogna lavorarci sopra e creare anche un indotto da poterli veramente avvicinare, tant'è che anche con la Confartigianato stiamo discutendo, perché va benissimo studiare, ci mancherebbe altro, è importantissimo lo studio, però visto i tempi va anche fatto un ragionamento a questi ragazzi che magari usciti dalle medie potessero scegliere un studio più tecnico, in modo di avvicinarli già al mondo del lavoro. Perché francamente io le parlo appunto perché vivo il mondo del lavoro, e mancano veramente tecnici che non sono manuali, l'elettricista, il muratore, il meccanico, il falegname. Queste figure qua sono figure veramente in via di estinzione. Fermo un momento, perché abbiamo Alfiero da Valdobbiadene, se no mi cade la linea, poi continuiamo. Vai Alfiero. Sì, pronto. Buongiorno. Sto ascoltando tutti questi discorsi sulla cosa l'altra, ma i sindacati specialmente non hanno capito che una volta c'era capitale e lavoro, erano le due facce di una stessa medaglia, e pertanto il capitale ha cancellato del lavoro su questa medaglia e comanda lui solo. I sindacati non sono accorti con questo, i lavoratori non possono fare nulla, il capitale adesso comanda lui e dice lavoraci, puntini. Questo è il fatto. I lavoratori non hanno niente da potersi difendere, gli sono stati tolti tutti i diritti. Io ho 96 anni, lo so, ho lavorato alla Fincantieri e avevo tutti i diritti conquistati con la polizia che ci sparava d'altezza d'uomo, e invece vi siete portati via tutti questi diritti. Questo volevo dire. Grazie. Grazie Alfiero, complimenti per l'età. Prego Ferron, come commentiamo la telefonata di Alfiero da Valdobbiadene? Ha ragione il signor Alfiero in questo senso. C'è evidentemente un conflitto capitale-lavoro, e uso proprio sta parola, che come dire, ha un sapore antico se vogliamo, ma è vero,
e in questo caso c'è uno squilibrio nel mercato, perché il capitale, a fronte di leggi che hanno deregolamentato il lavoro, tolto tutele dei diritti, e queste leggi li hanno fatti i governi, ovviamente no, il sindacato ha provato a contrastarle e ci è anche riuscito in qualche caso, ma in generale sono state deregolamentate le norme che riguardano il lavoro. Penso al tema per esempio della precarietà. Un lavoratore che ha un contratto precario deve subire e basta, e ha anche difficoltà semplicemente ad associarsi al sindacato, perfino a partecipare alle assemblee sindacali in fabbrica, per paura di perdere il posto di lavoro. Ma mi faccia dire anche un'altra cosa che si collega al tema di prima e dei giovani, che mi pare anche un tema importante che ha sottolineato il suo ospite, che è questo. Si sta parlando anche di salario minimo. Ecco, se guardiamo al Veneto, nel solo Veneto, i lavoratori che prendono meno di 9 euro all'ora, che questa era la proposta che riguardava il salario minimo, sono circa 450.000 su un 2 milioni, poco più, insomma, no, di lavoratori dipendenti, e non mi pare poca roba. Questo cosa significa? Che accanto alla legge sulla rappresentanza e a quella che dia validità a tutti dei contratti nazionali in modo da evitare appunto i contratti pirata, bisogna anche ragionare però di un salario orario minimo sotto il quale non si possa scendere, ma non si possa scendere per il semplice fatto che non garantisce nemmeno la sussistenza poi prevista, insomma, ecco, secondo anche quello che prevede la Costituzione. Ma sentiamo anche come commenta, perché devo correre, Feron, perché sennò non ce la facciamo. Sentiamo anche come commenta il sindaco di Meduna di Livenza, Arnaldo Pitton, le parole del segretario Feron. Sì, sono d'accordo col segretario, è vero. Qua abbiamo stipendi veramente da fame, dove si presentano laureati, ingegneri o quant'altro che vanno a casa con 600-700 euro al mese, non vengono proprio neanche premiati moralmente per quello che fanno. Ripeto, le possibilità comunque nel territorio ci sono per spaziare, bisogna anche impegnarsi e bisogna che comunque chi governa lo Stato si impegni a legiferare delle leggi che siano... Certo che Sindaco Pitton, sentire che va d'accordo col segretario della CGIL è molto bello, nel senso che esiste il buon senso, quello che non c'è delle volte quando sentiamo delle decisioni prese a livello governativo dove veramente siete tutti un po' scontenti, perché non è il bene del territorio, o sbaglio, segretario? Infatti c'è un dato anche però che si collega alle sue parole iniziali, che è questo. Diceva prima, no, l'invecchiamento, la demografia, eccetera, che si collega anche al tema dei giovani. Negli ultimi 10 anni noi abbiamo avuto in Veneto, un'uscita, cioè una emigrazione che poi tocca in prevalenza i giovani, di quasi 30.000 persone. Ecco, questo dato ci deve far riflettere, perché la maggioranza di queste persone sono giovani e giovani laureati che non trovano delle opportunità in Veneto, sono, come giustamente ricorda il sindaco, anche quando le trovano sicuramente non valorizzati e sottopagati, e trovano opportunità all'estero. Mi domando se ha senso sta roba, cioè formiamo i nostri giovani, sono altro che fannulloni, sono disponibili al lavoro e non trovano però delle opportunità. Contemporaneamente magari anche le aziende, no? Se guardo anche a alcuni settori di cui mi occupo più direttamente, magari mancano di personale adeguato per la propria attività. Ecco, mi domando perché questo tema, per esempio, non venga posto al centro anche di un ragionamento di politica industriale e di mercato del lavoro, anziché insistere con la deregolamentazione, i subappalti e norme che allargano ulteriormente. Però perché abbiamo Nadia, se non mi cade la linea. Vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo chiedere, ma perché si battono per questo salario minimo? Perché non bloccano i salari al minimo, quelli dei nostri governanti? A fare ancora una legge anche per questo, di bloccare i salari a un certo tot, non si può superare. Dopo volevo chiedere al sindacalista del reddito di cittadinanza,
vengono scovati anche stamattina 74 a Palermo. Qua 2 famiglie, 14 persone percepivano il reddito di cittadinanza, 300.000 euro dal 2019. Ma dove siamo? I controlli dove sono? Chi ha fatto le carte a queste persone? Grazie, arrivederci e buona giornata. Abbiamo sentito Nadia Treviso, poi risponderà anche Maurizio Feron, segretario CGIL Veneto, però sindaco anche lei questo reddito di cittadinanza che quasi tutti i sindaci che io ho avuto ospiti hanno detto che dovevano essere i sindaci ma anche i cittadini stessi, perché si fidano del comune, del sindaco, ecco, per vedere veramente chi lo meritava e chi no. Certo che è stato fatto un minestrone, perché in Italia siamo famosi per i minestroni, e queste famiglie, Nadia, purtroppo avevano i conti in regola perché si presentavano molto divise anche se abitavano tutto allo stesso tempo e hanno aggirato l'ostacolo, perché si può fare anche questo. Prego sindaco, poi sentiamo anche Feron. È fatta la legge, è fatta l'inganno, se no non saremo in Italia. Questo purtroppo è la realtà dei fatti. Il reddito di cittadinanza di per sé non era sbagliato perché va comunque a aiutare le persone che hanno bisogno, ma questo è il fatto, le persone che hanno bisogno, non i furbetti, ce ne sono stati tanti. Poi la cosa che ha fatto traboccare il vaso è stato il bonus facciata, e là si è creata nel mondo dell'edilizia delle furbate, e oltre al reddito di cittadinanza anche il 110 ha creato veramente non pochi danni. Perché? Perché comunque ci volevano i controlli. Fatta la legge, ma ben prima bisogna preparare i controlli. Chi può vigilare se non chi amministra e conosce bene il territorio, e quindi un'informazione diretta con i comuni e con i ministeri. Sentiamo come commenta Maurizio Feron anche la telefonata di Nadia e quello che ha detto il sindaco di Meduna di Livenza, Pitton. Prego. No, il tema vero è questo. Che misure efficaci bisogna mettere in atto anche per contrastare la povertà. Ecco, questa è dovuta non semplicemente chiaramente a condizioni di lavoro precario, ma come dicevo prima anche a famiglie monoreddito o all'inflazione, quindi salari bassi. Allora il tema è questo, che se ci sono degli abusi vanno ovviamente perseguiti, e il fatto che li scovino mi sembra un dato anche da valorizzare, perché da un lato ci sono i furbetti, ma per fortuna vengono anche scoperti, e quindi questo significa che i controlli in qualche maniera sono efficaci. Quello a cui bisogna stare attenti è questo, però, di non buttare via il bambino con l'acqua sporca, mi viene da dire, e cioè il reddito di cittadinanza, in quanto misura di contrasto alla povertà, è una misura che va confermata, non tolta, perché la povertà non è diminuita, è aumentata. Certo, vanno fatti anche a monte dei filtri e dei controlli per evitare che ci siano i furbi. Attenzione però, perché c'è anche una campagna un po' mediatica, viene scovato uno che percepiva il reddito di cittadinanza, uno o più, insomma, impropriamente. Vabbè, parte della campagna, bisogna cancellare il reddito di cittadinanza. Vengono scovate aziende e liberi professionisti di evasori totali. Nessuno dice che bisogna eliminare le aziende o i liberi professionisti. Bisogna semplicemente perseguire i furbi, gli evasori, i furbetti. Sì, ma mi scusi però, ma non vorrà mica dire che questo non si può fare. Ma allora la prevenzione dove esiste? Ma perché facciamo i controlli dopo e non prima, visto che i dati ci sono? È questo che veramente fa arrabbiare il cittadino a casa, perché noi vediamo che i controlli, e qua devo dire nel Veneto ci sono stati, per carità avremmo avuto anche i furbetti, ma lasciamo perdere i numeri con il sud che sono completamente diversi, e questo sono orgogliosa di dirlo, perché noi abbiamo avuto veramente i controlli seri. Dopo i furbetti ci saranno sempre, comunque, dovunque, anche nel mondo del volontariato, come vi ho detto. Però ecco, perché non prevenire? Ma sentiamo prima Stefano da Treviso. Vai Stefano. Sì, buongiorno, sono Stefano da Treviso. Io volevo fare una domanda al signor Zampese. Praticamente sono venuti qui in via Pasteuro a mettere giù la fibra, gli operai, sarà già un mese e mezzo, e praticamente hanno rotto un po' la strada, diciamo, anche qui vicino di noi,
e non ha sistemato bene, cioè è peggio di prima. Pensavo venissero a sistemare meglio, ma diciamo che hanno fatto peggio. Ecco. Da quanto ho capito, ho sentito, non è la prima volta che con la firma succede così, purtroppo. Guarda Stefano, girerò la telefonata all'assessore Zampesi che conosco, così ti darà lui la risposta. Grazie di aver chiamato. Allora Sindaco, come commentiamo? I furbetti, ho capito, ma ci sono anche quelli per bene che meritano di essere supportati. Voi sindaci poi ne sapete qualcosa perché siete l'unico punto di riferimento che hanno, perché non ce ne sono altri, oltre i banchi alimentari e il mondo del volontariato. Prego. Noi nel mio comune a Meduna abbiamo associazioni che funzionano benissimo, penso alla San Vincenzo, penso alle altre associazioni che aiutano veramente le persone bisognose. Noi abbiamo anche molti anziani, bisogna ricordarlo, insomma, ecco, anziani che con 400-500 euro al mese si vedono arrivare bollette adesso verrà avanti l'inverno e penso al gas e quant'altro, e saranno veramente dolori che hanno bisogno, e noi cerchiamo di aiutare in tutte le maniere. Lo ribadisco, il reddito di cittadinanza sostanzialmente in spirito e come era posizionato non era male, andava però gestito molto meglio, perché non si tratta di qualche numero, abbiamo scoperto che in realtà sono diversi miliardi che sono andati a persone che non avevano bisogno. Dopodiché io sono comunque per incentivare, appunto ne parlavamo prima, investire magari quei soldi là sul mondo del lavoro giovanile, in modo di dare la possibilità a questi ragazzi di inserirsi dentro. Allora io vorrei anche ricordare, so che abbiamo il nostro Gianfranco in linea da Cessalto, però prima vorrei chiedere una cosa, perché abbiamo parlato di giovani e di diversamente giovani, e io qua mi collego a quella nipote che è venuta dall'Argentina sulle tracce degli antenati. Ecco, Lucia Roggio, che l'abbiamo vista con lei sindaco, perciò questi nonni, questa famiglia che ha trasmesso i valori, la propria terra, le radici, cosa ci dice sindaco? È una cosa, guardi, straordinaria e anche commovente. Meduna, tra l'altro, ha tantissimi cittadini in Venezuela, in Argentina, in Brasile, ma veramente numeri importanti. È stata una cosa piacevole perché questa ragazza, che parla pochissimo l'italiano, ha sempre sentito i nonni, i bisnonni parlare di questa Meduna, del suo paese, che tra l'altro gli hanno lasciato in eredità un'azienda importante, costruiscono ponti e palazzi non solo in Argentina ma in giro per il mondo. Così mi ha telefonato, è venuto a vedere il paese dove questi nonni... Anche il famoso ponte di Meduna. Il famoso ponte Malgare. Che parece a New York, perché passi, si sono a New York. Aspetti perché abbiamo Gianfranco da Cessalto, poi continuiamo. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno signor Sindaco. Buongiorno. E buongiorno al rappresentante sindacale. Ecco, buongiorno a lei. Signor Sindaco, guardi, quando lei ha parlato del 110, del bonus patate, mi ha aperto il cuore, perché guardi, il testimonio della Mirella, io sono un povero pensionato di 73 anni. Quando hanno fatto queste due norme, io ho telefonato subito alla Mirella, questa qui è una bufala grossa che non finirà mai, cioè è fatalità. Si immagini, signor Sindaco, se questi soldi del 110 o dell'80 o del 90 o del 40 fossero stati dati ai comuni per mettere a posto le case popolari, mettere a posto le scuole, mettere a norma tutto, mettere a norma le strade, questa sarebbe stata una vera cosa che andava per tutta la popolazione, perché quando il comune mette a posto una cosa è per tutta la comunità. Quindi, signor Sindaco, ci sono state gente che si sono messi a posto la seconda, la terza casa con i schemi dello Stato, capito? E adesso i giovani che si devono comprare le case hanno aumentato gli interessi e tutto pagarono le case di quelli che le hanno messe a posto, anche le case sue. Vede, signor Sindaco, cioè la politica è una cosa seria, però vede, signor Sindaco, se lei nel suo comune commette qualcosa in ricorrenza in bilancio, qualcosa, sa cosa fa la Corte dei Conti, gli addebita lei? È vero o no? Non gliene lei i soldi, questi soldi, lo mettono sotto la cordiglione e poi lei in persona dovrà rispondere con la sua giunta e tutto. Perché questi quando fanno queste leggi la Corte dei Conti non interviene, ti fa pagare i parlamentari o li mandiamo a casa quelli che hanno fatto queste brutture? Ecco, volevo solo questo. Buongiorno, grazie, buon lavoro signor Sindaco. Grazie Gianfranco, scusa se ti ho fatto aspettare, prego Sindaco. Sì, allora io
devo dire la verità, il 110 ero e anche sono favorevole, nel senso che serviva comunque, quindi non prendo di partito quello che fanno i miei è tutto bello, quello che fanno gli altri è tutto sbagliato. Quel governo ha fatto anche robe belle. Il 110 andava comunque fatto perché è stato un volano di energia. Quando fai partire l'edilizia, di fatto parte tutto il sistema produttivo, l'indotto. Però cosa è stato sbagliato? Di fatto chi poteva permettersi il 110? Chi comunque stava bene. In realtà questo progetto, questa cosa è stata fatta per chi aveva bisogno, per chi l'anziano ha una casa, non era in grado di sostituirsi serramenti o riscaldamento, aveva bisogno, però il professionista devi pagarlo e quindi alla fine chi le ha fatto, chi poteva farlo, chi aveva la seconda casa, l'anziano non lo ha fatto e poi ci sono i furbetti che hanno come al solito rubato. Che nel nostro paese dilagano, non abbiamo solo le mafie, abbiamo anche i furbetti, abbiamo 3 mafie, i furbetti, ecco, andiamo bene. Allora Feron, cosa ci dice? Perché si può continuare così? Prego. No, il tema è più generale. Non si può continuare così ovviamente, però attenzione, noi abbiamo oltre 120 miliardi di evasione ogni anno e quell'evasione lì non sono i furbetti del reddito di cittadinanza, ci saranno anche quelli, ma insomma avviene in altri ambiti. Non è il lavoro dipendente, certamente, che le tasse le paga in busta paga la fonte, anzi gliele trattengono. Sono le imprese, sono i liberi professionisti. Se noi non recuperiamo, e ha ragione il sindaco, non limitiamo anche a monte la possibilità di fare i furbi, di evadere, di usufruire di risorse a cui non si ha diritto, eccetera, non avremo i soldi per finanziare lo Stato sociale, per finanziare la sanità e la scuola in primis. E vorrei dire una cosa sulla sanità, se mi permettete, se ho un minuto, posso? Prego. Sì, ecco, a me ha colpito una cosa in particolare in questi giorni, ed è un'indagine che ha fatto una società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MEFOP. Cosa ci dice quell'indagine? Ci dice che nella preoccupazione dei cittadini, negli ultimi 10 anni, il tema della preoccupazione per la malattia o poi per la situazione di non autosufficienza passa dall'11% al 45% nella preoccupazione delle persone. Che cosa ci dice questo? Ci dice 2 cose. Uno, che c'è un andamento demografico ovviamente di invecchiamento e che quindi il tema anche delle malattie e della possibilità di avere malattie insomma si accentua, ma a parte questo ci dice di una forte preoccupazione per la paura di non poter essere adeguatamente curati, presi in carico, no, curati nel momento in cui uno ha una malattia. Mi pare drammatico sto tema, anche di fronte al fatto che il governo ha deciso nella legge finanziaria dell'anno scorso di tagliare le risorse della sanità portandole al 6,1% nel 2016. Quando la media europea è oltre il 7,5%. Ci mancano 37 miliardi di euro per far funzionare in maniera decente il servizio sanitario. Senta Feron, però io non riesco a capire, me lo spieghi, perché penso come me molte persone. Questi fondi del PNRR erano destinati a favore soprattutto del terzo settore. Mi vuole spiegare dove sono andati questi soldi? Che non c'è trasparenza e non sappiamo niente, visto che sembrava che il terzo settore finalmente riuscisse non a galleggiare, a nuotare con questi fondi, sia a fondo perduto che non, per aiutare questo terzo settore che è a 360 gradi? Ma allora i fondi del PNRR si suddividono in 6 missioni, quindi non è che vanno semplicemente per il sociale o il sociosanitario. No, ma a me interessa quello, a me interessa, mi risponda su quello. Certo, allora il tema è che rispetto all'utilizzo dei fondi del PNRR era stata istituita una cabina di regia nazionale e poi delle cabine di regia
proprio per il controllo anche e l'implementazione dell'utilizzo dei fondi a livello regionale, questo con un accordo col Ministero. Questo nel governo Conte 2 però. Poi sta roba non è stato dato seguito. Nessuno sa, perché non c'è un confronto, sicuramente non c'è un confronto con le organizzazioni sindacali e neanche con le associazioni imprenditoriali, a quello che mi risulta, rispetto all'utilizzo dei fondi. Quello che si sa è che il governo ha tagliato 13 miliardi di investimenti del PNRR e guarda caso sono tutti miliardi che andavano a finanziare opere degli enti locali. Infrastrutture, appunto anche tema di interventi su scuole, asili e altro, comunque interventi territoriali. Su queste cose riguarda ovviamente anche il tema del terzo settore e della parte che va al sociale. Ecco, mi domando insomma perché poi 13 miliardi per il ponte sullo stretto di Messina sì, ma vengono tagliati 13 miliardi dal PNR proprio per i soldi che vanno agli enti locali. E per fortuna che non facciamo la pista da bob, aspetta, per fortuna io dico. Aspetta perché qua in Italia è possibile tutto dalla sera alla mattina. Sindaco, come commenta? Lei è Fratelli d'Italia o il governo Premier? Allora, io devo dire la verità, per fortuna ma anche per bravura siamo uno dei primi comuni nella provincia di Treviso come fondi PNRR portati a casa per il nostro territorio, però è anche vero, come dice il direttore, che ci sono stati dei tagli che non so se poi sono realmente confermati o verranno confermati in conseguenza. Ecco, io so che una parte di tagli, essendo comune di confine, li ho avuti quasi il 70%, c'era un fondo appunto derivante per i comuni di confine che notano la sostanziale differenza con le regioni a statuto speciali e questo fondo nel corso degli anni un po' alla volta viene tagliato e questo dà difficoltà ai comuni e agli enti locali. Ma che ormai sia tempo di avere più trasparenza con questi soldi, con questi fondi, visto che sono di tutti noi, perché lo Stato siamo noi, il governo è una cosa, lo Stato siamo noi, che ci fosse più trasparenza. Noi non sappiamo niente come vanno a finire le commissioni, non sappiamo niente come vanno a finire i soldi, come vengono spesi. Dicono vai su internet, ma come vai su internet? Ma tu devi spiegare, il tuo amministratore deve spiegare a tutti i livelli cosa fai con i soldi. Abbiamo Giusy, vai Giusy, veloce perché sono in chiusura. Sì. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. E ora Mirella mi dico sempre qui, la De Girolamo che c'ha passi milioni di 32 settimane ha fatto 2 ore e mezza alla settimana, significa 187.500 lire per euro per 2 ore e mezza alla settimana, 187.500 ho diviso i 6 milioni per 2 ore e 30 alla settimana per 32 settimane. Dunque, non sei solo i politici che sei al governo, che sei anche i nostri che siamo devono pagare il canone RAI per avere ste novità, tutte ste cose qua. Non capisco più niente, ditemi qualcosa perché divento matta. Diventiamo matti perché qua che sei a miseria dappertutto, fora che ori. E ora non ha miseria per chi ha stipendi. Fidami che dopo va in pensione con una bella pensione alta. Se no non riusciamo a risponderti. Allora iniziamo con Maurizio Ferron, segretario CGIL. Prego, segretario. Non c'è dubbio. Sono aumentate le disuguaglianze tra i percettori di reddito e anche qua normalmente ci si orienta con i politici, ma mica solo, basta pensare anche ai manager, a volte delle aziende private come di quelle pubbliche, ma più di quelle private. Il divario tra i lavoratori dipendenti o gli artigiani, anche o liberi o come dire i lavoratori autonomi e i manager delle industrie e naturalmente anche a volte dell'apparato statale, ma o gli sportivi magari ad alti livelli, perché ci mancano anche quelli. Ci manca anche quello, insomma, ecco, certamente, ma questo non è dovuto al caso, è dovuto al fatto che manca un equilibrio tra quello che l'ascoltatore anziano di prima chiamava capitale lavoro nel mercato, cioè manca una
un equilibrio per l'appunto che riconosca valore al lavoro, a chi lavora effettivamente, e che riconosca valore in maniera equa a chi vive anche di altre cose come nello spettacolo o nel calcio. Lo diceva il Fiero da Valdobbiadene, però Pinton devo correre, però una certa veramente vicinanza va anche al mondo delle fragilità. Tanto è vero che lei ha fatto nella sala del Tintoretto a Meduna di Livenza una rampa per le fragilità, per il mondo che si muove in maniera diversa. Non mi piace chiamarlo disabile, lo sa che io odio questo termine, perciò li chiamo diversamente agili. Vuol dire che c'è una certa solidarietà per queste fragilità. Assolutamente, noi abbiamo un occhio di riguardo per queste persone che hanno bisogno, e ripeto, anche gli anziani sono persone fragili, quindi noi anche grazie al MEPA abbiamo sistemato diversi metri di marciapiede nel territorio comunale, e questa sala che viene anche utilizzata appunto per gli anziani, per allietare magari con una tombola, per allietare appunto la presenza e renderli anche vivi e contatto con altre persone, abbiamo voluto fare queste pedane, queste rampe in modo di facilitargli l'entrata e l'uscita, e ne siamo veramente contenti. Non solo l'Argentina, i nipoti, i giovani che arrivano a Meduna di Livenza per trovare le radici, ma anche il mondo della fragilità. Secondo lei, Feron, forse a 360 gradi tutti gli amministratori dovrebbero pensare di più a questo mondo delle fragilità, e qui metto dentro l'operaio, l'artigiano, che veramente sono stati decimati, se non azzerati o addirittura non considerati. Prego Feron, veloce, che sono in chiusura. Sì, avete fatto bene lei e il sindaco a sollevare questo tema. Guardi, nel Veneto ci sono 328.000 anziani non autosufficienti. A proposito di fragilità, qui parliamo della parte più estrema se vogliamo, e sappiamo che le reti di case di riposo possono arrivare anche a 3.000 euro al mese, e non sono sufficienti né i posti né le condizioni e nemmeno quelle che sono le cedole per pagare una parte delle rette delle case di riposo che poi vanno a carico delle famiglie. Questo è un tema. Allora c'è un tema che riguarda le barriere architettoniche ed è fondamentale, riguarda le condizioni che possono rendere possibile anche il lavoro a persone che non sono che possono avere appunto diversamente abili. Devo chiudere Feron, comunque è stato molto chiaro, la ringrazio, salutiamo Maurizio Feron, segretario CGIL Veneto, salutiamo Nardo Pinton, sindaco Meduna di Livenza, primo mandato Fratelli d'Italia, che è andato all'accordo con la CGIL, col segretario Maurizio Feron, e sono felice. La posta di Mirella.